Bentrovati alla nuova puntata di Sveglia Trieste, come sempre la rassegna stampa, gli ospiti, poi alle 9 saremo in compagnia del maestro Pilat. Andiamo subito a vedere la rassegna dal quotidiano Il Piccolo, eccoci qua. Ha approvato il documento economico-finanziario, via il reddito, le proteste dei sindacati, le idee, il lavoro, quegli stipendi bassi e il ricatto del mercato, il fronte sindacale. Assemblea generali, sì al bilancio, poi la cronaca anche giudiziaria, omicidio in questura, l'appello conferma Meran non imputabile. La Reggio Basaglia torna sotto attacco, politici e medici divisi, prima seduta di giunta regionale, fissata il 13 settembre, il via all'anno scolastico. E poi ancora l'avanzata del porto, le authority presenti i risultati record delle 7 partecipate dell'autorità portuale, triplicato il valore della produzione. I 2500 piccoli podisti in Piazza Unità alla corsa dei miracoli e ancora la riapertura del castelletto di Miramare, tra le notizie che abbiamo visto anche ieri sera nel nostro TG. Generali, come detto, che al bilancio Donnè, gruppo globale Orgoglio per l'Italia, il dividendo votato dal 90%, via libera ai conti con l'astensione del fronte Caltagirone, eletto il nuovo collegio sindacale, il presidente Sironi concentrati su governance e sostenibilità. Il gruppo triestino sta centrando gli obiettivi del piano industriale e punta su nuove acquisizioni, mercati sotto osservazione. Il 2022, ha detto il CEO, ha aggravato lo scenario economico con l'aumento dei prezzi dell'energia e il rialzo dei tassi. Meno tensioni fra i grandi soci a Trieste, prossimo banco di prova a Mediobanca. Retroscena del voto assembleare confermano che i contrasti sono meno pesanti. Meloni prova a rassicurare gli investitori della City, il PIL corre, il PNRR si farà. Non vedo tutto questo allarme sulla tenuta del Paese, non si può sempre fare i tafazzi quando le cose vanno bene. I fondi europei, la nostra volontà è discutibile è spenderli tutti, lo Stadio di Firenze non l'ho inserito io nel PNRR. Weber vuole allargare il PPE a destra e corteggia Fratelli d'Italia per l'assalto ai vertici europei. Il leader dei popolari europei punta a svuotare i conservatori in vista delle nomine post-elezioni. MES, processo all'Italia, Giorgetti salta l'Eurogruppo per il caso sul documento economico-finanziario, gli altri ministri mettono Roma sulla graticola. Il Presidente state bloccando tutti, ora firmate, ma il governo temporeggia ancora. Approvato il DEF, lavoro, addio reddito, la rabbia dei sindacati, la misura cara al Movimento 5 Stelle viene sostituita dal nuovo assegno di inclusione, ampliati anche i contratti a termine, sarà più facile l'uso dei voucher per gli occasionali. Rissa dopo il ponte, il giorno successivo la figuraccia, gli assenti tornano in aula per votare tra mea culpa e giustificazioni fantasiose. Meloni studia una stretta sulle missioni, malore per Bonelli, sviene ed è soccorso alla Camera. Andiamo ancora avanti, la prima seduta di giunta regionale fissa il 13 settembre il via all'anno scolastico. Ultimo giorno di lezioni l'8 giugno per primarie e secondarie e il 30 per gli asili. Tra i prossimi impegni dell'esecutivo, assestamento di bilancio e bonus fotovoltaico. La squadra, in tutto saranno 208 le giornate che gli studenti del Friuli Venezia Giulia trascorreranno nelle loro classi. Nel centro di Pordenone la parata del FVG Pride, oggi anteprima a Gorizia, quindi una prima giornata. Strage di civili, umana, almeno 23 persone, tra cui 4 bimbi uccisi dal raid di Mosca, Putin pronto a cacciare i non russi dalle regioni annesse, Kiev annuncia la controffensiva di primavera, sta per scattare, tra l'altro come previsto. Il Papa in Ungheria bacchetta l'Europa, Bergoglio in visita nella terra di Orbán, cerca una sponda per dialogare con Mosca, appello dell'Unione Europea, dove sono gli sforzi creativi per la pace? In Croazia nuova legge sul turismo sul modello sostenibile altoatesino. La norma stabilisce l'introduzione di una tassa ambientale, nasce anche il Consiglio nazionale per la gestione. In Istria situazione già critica, infrastrutture e approvvigionamento elettrico sono al limite.
Solo il 17,5% dei serbi si dichiara favorevole al piano franco-tedesco. Nel sondaggio relativo alla mediazione dell'Unione Europea per tentare di risolvere la questione del Kosovo prevalgono nettamente i falchi. Significativa anche la percentuale di chi non ha ancora un'idea sul tema, il 45% delle persone. Regeni, sit-in di protesta al consolato egiziano, i genitori, gli imputati siano processati qui. Manifestazioni davanti alle rappresentanze diplomatiche del Cairo, a Milano e Roma. La famiglia è una battaglia di dignità che riguarda tutti. Poi la questione della psichiatra uccisa da un ex paziente, la legge Basaglia finisce sotto attacco, il centrodestra chiama in causa la 180 e ne invoca la revisione, i vertici della salute mentale in regione, critiche fuori luogo. Secondo l'autopsia eseguita ieri, a uccidere la donna sono state decine di colpi inferti con un oggetto duro e smussato. La vittima, Barbara Capovani, 55 anni, è stata aggredita e uccisa a Pisa. Gianluca Paul Song, che diceva di essere uno sciamano, accusato di omicidio volontario premeditato, è richiuso nel centro clinico del carcere della città toscana. Mezzina, orrore e sdegno non diventino il pretesto per un ritorno al passato, il monito dell'ex direttore del distretto di salute mentale di Trieste. La riforma non va abolita ma realizzata davvero, aumentare i posti in REMS, magari privatizzate, servizi ospedalieri, non risolve i problemi. La situazione del Castelletto: dopo anni di restauri si svelano i tesori custoditi nelle sale, più che tesori, insomma gli allestimenti originari. Andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato nel nostro telegiornale di ieri proprio sulla riapertura del Castelletto di Miramare. E questo di fatto è il primo edificio che viene costruito nel parco nel 1856 dall'ingegnere Carl Juncker, che lo costruisce in tutta fretta in modo che i due arciduchi possano soggiornare in questo luogo mentre si costruisce il castello. Torna al suo antico splendore quella che fu la temporanea dimora di Massimiliano e Carlotta. Dopo un restauro conservativo durato 2 anni, il Castelletto si svela nella sua particolarità: la pianta irregolare, le bow window, la terrazza e la torretta che ricorda quelle del suo fratello maggiore, di cui doveva rappresentare una miniatura. Ripristinato il colore chiaro originario delle facciate e pure le decorazioni interne. In prospettiva il pianterreno ospiterà un ampio bookshop e un infopoint d'accesso del tutto nuovo, considerando il futuro ascensore che salirà da Grignano. Qui sarebbe una buonissima soluzione, noi la stiamo attendendo perché libererà un po' l'accesso al mare che in questo momento è già ingestibile. In genere è ingestibile da agosto, ma questa stagione è già ingestibile in questa stagione. Quanto al primo piano si passa dalla sala fiamminga dedicata alla primavera e ai motivi floreali al salottino moresco voluto da Massimiliano, affascinato dai suoi viaggi in Medio Oriente per ricordare il mondo ottomano, per arrivare poi all'ampia terrazza che sovrasta il parco. In questo spazio, ha spiegato la direttrice Andreina Contessa, si potranno organizzare anche piccoli eventi e cerimonie. Si parla di spazi molto piccoli, quindi le cerimonie devono essere veramente piccole, limitate a 15-20 persone o poco più. Non possiamo parlare di grandi matrimoni o di grande ressa di gente, perché gli spazi sono piccoli e delicati. Tra le novità annunciate in occasione dell'inaugurazione del Castelletto, anche il nuovo biglietto per visitare le piccole attrazioni del parco a partire dal mese di giugno. Sarà un biglietto che costa 20 euro, ma che include anche la visita guidata e l'accesso a tutti i siti che sono stati riaperti recentemente o che lo saranno. Partirà dalle Serre Nuove, quindi l'Orangerie, arriverà poi al Castelletto, da qui si andrà al Piazzale dei Cannoni e poi si scenderà nel Bagno Ducale e quindi si arriverà alle antiche cucine che apriamo il 1° giugno. Bene, a colpire il visitatore prima di tutto l'aspetto delle facciate, come detto, i colori, il terrazzo, insomma tutte le tipicità, ma soprattutto poi la possibilità anche di fare queste piccole cerimonie, che è un qualcosa che sicuramente attirerà l'attenzione di molti. Le tante foto poi dell'interno sul quotidiano Il Piccolo. Andiamo ancora avanti con le altre
Con le altre notizie, università, Trieste città della conoscenza, nuove lauree magistrali per venire incontro alla domanda del mercato del lavoro, i corsi di scienza dei dati, intelligenza artificiale, marketing e management arricchiranno l'offerta formativa del prossimo anno. La coordinatrice universitaria Giovanna Pegan, ci siamo consultati con imprese e altre realtà. Andiamo ancora avanti per arrivare alle pagine di economia con il presidente del porto Zeno D'Agostino, che ieri ha presentato i risultati delle società partecipate dell'autorità portuale, dati da Record per quanto riguarda le 7 partecipate e in arrivo anche nuove assunzioni. Sentiamo. Il porto di Trieste e Monfalcone è sempre più al centro di un sistema che cresce non solo per traffico ed economie, ma quanto a struttura societaria e posti di lavoro, ben 2000 complessivamente. Il presidente dell'Authority Zeno D'Agostino ha fatto il punto sul lavoro messo in campo fra il 2015 e il 2022 dall'autorità portuale e dalle 7 società partecipate, un network che per valore di produzione è triplicato da 52 a 156 milioni di euro e per utile balzato da 1.600.000 euro a 5 milioni e mezzo di euro. Quindi alla fine noi vediamo un interporto che cresce, vediamo una Cosela che cresce, vediamo tutta l'attività per esempio dell'Agenzia del Lavoro che cresce, il terminal crociere che dà dei numeri importanti, la Porto Trieste Servizi che ormai lavora dappertutto e poi le 2 società ferroviarie, tra virgolette, quindi Alpe Adria con un fatturato, anzi in giro d'affari quest'anno di 95 milioni, cosa veramente fuori da ogni aspettativa, piuttosto che Adriafer che quando siamo arrivati era in fallimento e che oggi invece produce fatturati utili e una grandissima occupazione. Sistema dei servizi ferroviari che ha permesso di raggiungere il dato record di 11.000 treni operati complessivamente e innescato le partnership con l'Interporto di Duisburg e il Porto di Amburgo. Nel settennato il valore della produzione dell'Authority è passato da 41 milioni e 3 a 58 milioni e 3. In pari tempo la patrimonializzazione dell'ente è cresciuta da 64 a 160 milioni. Il patrimonio si è arricchito con l'inclusione dell'azienda speciale del porto di Monfalcone con le sue aree, l'acquisto dei terreni della zona delle Noghere e investimenti tecnologici. Servizi aumentati del 100% per Porto Trieste Servizi, del 20% per l'Interporto, del 40% per Trieste Terminal Passeggeri che gestisce il mondo della croceristica e del 35% nell'organizzazione del lavoro in banchina di Agenzia per il Lavoro Portuale. Comparto quest'ultimo che dopo i recenti casi di overbooking di maestranze evidenziati da Tele4 ha deciso proprio oggi per nuove assunzioni. Guarda, abbiamo appena concluso in questa sala l'assemblea di approvazione del bilancio di ALPT con soddisfazione, e con soddisfazione è stato detto ai soci, che oltre all'autorità sono tutti terminalisti del porto, che si procederà a nuove assunzioni perché effettivamente siamo di fronte a dei picchi importanti rispetto insomma, a quella che è la normalità, quindi sì, è chiaro, e qui stiamo parlando di qualche decina di persone, però ecco, fondamentalmente poi abbiamo però il Coselag, abbiamo l'Interporto che è parte fondamentale dello sviluppo industriale per esempio anche di BAT e quindi insomma quando alla fine noi ragioniamo sul sistema portuale ormai stiamo parlando di soggetti che sono strettamente connessi anche allo sviluppo industriale. Proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Come avete sentito già ieri sera dal nostro telegiornale, confermata l'infermità mentale, Meran assolto anche in appello. La Procura Generale aveva chiesto la condanna non ritenendo pienamente affidabile la perizia chiave sul dominicano che ha ucciso i 2 poliziotti nella questura di Trieste. Il servizio di Gianluca Paladin. Mi auguro solo che quando un giorno gli servirà l'aiuto di un agente di polizia, gli si presenta davanti un ragazzo di 30 anni, magari ci pensa. Trattiene a stento le lacrime, lo sconforto e la delusione sono palpabili. Così Fabio De Menego, il padre di Matteo, accoglie la sentenza di assoluzione in Corte d'Appello di Trieste di Alejandro Augusto Stefan Meran, che il 4 ottobre 2019 nella questura di Trieste ha premuto il grilletto uccidendo i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. La Corte ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado. Il dominicano è stato assolto per vizio totale di mente al momento del compimento dei fatti, mentre è stato condannato alle spese processuali. Siamo un po' stanchi di sentire queste scuse, quanto è
malato il Meran, quanto sta male e siamo stanchi di questa storia, quindi, però dobbiamo andare avanti e non ci resta nient'altro da fare. E avanti si andrà, la parola ora passa alla Cassazione. L'udienza di appello di stamattina si è aperta con la presentazione di un'eccezione da parte degli avvocati di parte civile per un vizio procedurale, citando il mancato rispetto dell'articolo 603,3 bis del Codice di procedura penale, secondo cui in caso di appello del PM di una sentenza di proscioglimento che verte sulla valutazione di prove dichiarative, il giudice deve rinnovare il dibattimento di tali prove assunte nel processo di primo grado, quindi convocare i parenti, il poliziotto rimasto ferito durante la sparatoria e il professor Ferracuti, che ha firmato la perizia psichica su Meran, la quale concludeva per vizio totale di mente. L'eccezione però è stata respinta dalla Corte d'Assise d'Appello. Il processo è ripreso con la fase dibattimentale. Il procuratore generale Carlo Maria Zampi ha chiesto per Meran la condanna a 25 anni di carcere più 3 dentro una REMS. La Corte, presieduta dal giudice Rifiorati, ha invece confermato la sentenza di primo grado. C'è delusione sicuramente. Adesso solleciteremo certamente la Procura Generale a fare il ricorso per Cassazione, cosa doverosa perché deve difendere ovviamente il suo ricorso in appello. Siamo fiduciosi anche perché ritengo che quell'eccezione che è stata respinta senza nessuna motivazione, cioè l'eccezione di riaprire il dibattimento, abbiamo fondati motivi anche sulla base della giurisprudenza e della chiarezza del codice sul punto che la Cassazione possa accogliere il nostro ricorso e quindi ricominciare con un dibattimento dove le prove dichiarative, compresa la perizia, saranno nuovamente discusse. Noi su questo confidiamo e siamo fiduciosi. Allora proseguiamo, c'è poi appunto il tema del probabile ultimo atto in Cassazione. Il dominicano sarà trasferito in una REMS per 30 anni, quella di La Spezia è disponibile. 2 casi di scabbia a Casa Bartoli, primo piano chiuso ai parenti, scatta la profilassi per 25 ospiti e 15 lavoratori. Tognolli, adottate tutte le misure indicate da Asugi. Queste le parole del neo assessore che ha preso in mano la situazione delle politiche sociali dal predecessore Carlo Grilli. Il 1° maggio alternativo della Consal al fianco degli addetti ai musei contro lo sfruttamento per gli invisibili, netta distanza tra USB e le sigle complici, dice Sasha Colautti, del disastro salariale. Aperta una nuova bretella dietro i portali di Largo Santos, ne abbiamo parlato anche in diretta a Sveglia Trieste in collegamento, dove tra l'altro, lo sapete, si andrà a creare il parcheggio per i pullman e il nuovo accesso al Porto Vecchio dietro, diciamo così, al Megastore Mirella. Andiamo ancora avanti con le altre notizie, con la situazione del Draghicchio e del Grezzar, l'allarme della Fidal, criticità al Grezzar e al Draghicchio, servono interventi, così il presidente provinciale della Federatletica Biviano, il comune, risposte concrete per quanto di competenza, dalla pista di Valmauro a quella danneggiata di Campocologna, c'è preoccupazione per l'attività, un tema che tra l'altro ritorna ancora una volta. Attività fisica e morte improvvisa, meno rischi con gli esami medici, il focus organizzato dal centro di formazione di Asugi a San Giovanni. Abbiamo realizzato anche un servizio ieri proprio sul tema delle visite sportive, che si concentra in particolare su quella fascia di sportivi un po' più in là con l'età, i cosiddetti atleti master, per i quali è fondamentale fare delle visite specifiche. Vediamo. È l'unico presidio di sicurezza medica nei giovani, non c'è più la medicina scolastica, e per gli atleti master è un controllo di estrema rilevanza per proteggere le persone che hanno passato i 35-40 anni durante attività fisica agonistica, che può essere molto pesante. Una giornata per riflettere sulla medicina dello sport e sulla necessità di sottoporsi alle visite sportive per gli atleti giovani e master. Asugi dedica un convegno ad un settore della medicina che troppo spesso negli ultimi tempi diventa involontariamente protagonista della cronaca. Abbiamo visto nei mesi scorsi cosa può succedere se non si fanno questi controlli. Abbiamo avuto una morte improvvisa in Carso in una corsa
campestre, e questo vuole sollecitare le persone a prendere con serietà questo programma, che è unico al mondo, solo il nostro paese ce lo dà, spendendo un sacco di soldi, ma è molto molto importante per la salute degli atleti. Ma c'è da chiedersi, chi è più soggetto fra gli sportivi ad episodi del genere? Col passare dell'età aumentano i fattori di rischio, le comorbidità, quindi eventualmente la presenza di diabete, la presenza di pressione alta, oppure comportamenti a rischio come nei soggetti fumatori. Ecco, e l'età anche da sola può costituire un fattore di rischio, perché progressivamente il rischio cardiovascolare aumenta. Per prevenire dunque eventi estremi, Medicina dello Sport è a disposizione con le proprie procedure e con i propri test. Noi, facendo le visite di idoneità, riusciamo a identificare i soggetti a rischio di morte improvvisa e quindi fermarli prima che questo succeda. Cioè, se io, per esempio, oggi ci occupiamo di atleti master, facciamo dei controlli mirati per scoprire se questi atleti master hanno delle potenziali condizioni che possono favorire l'infarto in questo caso. Proseguiamo parlando anche della situazione del Palachiarbola, i lavori sulla copertura e i segnali per le vie di fuga e ora dia le barriere. Il punto sul Palachiarbola, l'assessore ha riassunto ieri le opere del comune sulla struttura, incluse quelle più recenti, utili alla riapertura dopo lo stop di febbraio. Tra l'altro il comune ha investito complessivamente 650.000 euro. In programma pure interventi finalizzati a poter iniziare nuovamente a utilizzare le palestre dedicate a pugilato e arti marziali. Il punto con l'assessore Lodi. L'allarme è rientrato, ovviamente stiamo seguendo con attenzione tutto il percorso, ci tenevo a questa conferenza stampa per far chiarezza ovviamente su tutto l'iter, ma anche per comunicare quanto importante sia Palachiarbola di Trieste per tutta la città. L'allarme Palachiarbola è rientrato, la struttura è operativa mattina e pomeriggio. Dopo la parziale riapertura solo pomeridiana del 27 marzo, le prescrizioni indicate dai vigili del fuoco sono state ultimate ed è stato anche risolto il nodo del personale preposto con abilitazione antincendio rischio elevato necessario per mantenere aperto l'impianto. Oggi l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi ha tracciato il lavoro eseguito in questi mesi. Il tassello mancante è relativo a 2 piccole palestre in concessione a società della pesistica e delle arti marziali, che però non stanno pregiudicando l'operatività intera della struttura. Stiamo lavorando per ulteriori prescrizioni più a lungo termine date dai vigili del fuoco, che però permettono, come potete vedere alle mie spalle, la piena apertura a regime della struttura, e stiamo lavorando anche sulla parte della struttura, ovvero una zona data in concessione, quindi sono delle palestrine date in concessione a un terzo, un'altra ADS, che purtroppo i lavori non sono stati eseguiti come da prescrizione dei vigili, e quindi il comune si sta facendo carico ovviamente anche di questi nuovi lavori affinché possano rientrare anche quelle società che frequentavano essenzialmente quelle palestre lì, quindi pugilato e arti marziali. Costo dell'intera operazione 650.000 euro. I principali interventi hanno riguardato il rifacimento della guaina, l'impermeabilizzazione, la sistemazione delle parti ammalorate, a cui seguiranno interventi di adeguamento delle barriere architettoniche. In più sono state rimosse attrezzature sportive in disuso dall'area tribune e in generale altri materiali inerenti alle attività delle società, ma ormai dismessi da anni e depositati qua e là dentro il palazzetto. Sono stati aggiunti punti antincendio con nuovi estintori e allo stesso tempo è stato rimosso materiale che avrebbe potuto, in caso di incendio, prendere facilmente fuoco. Allora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico, viabilità ed eventuali disposizioni per quanto riguarda il weekend. Buongiorno alla Polizia Locale, bentrovati. Buongiorno a tutte e a tutti. Per quello che riguarda, come diceva lei, delle segnalazioni, ricordo a tutti che è arrivata una delle navi da crociera, la stagione ricomincia, e quindi la zona che riguarda Riva Mandracchio, il piazzale Marinai d'Italia, è tutta interdetta alla sosta, quindi attenzione perché i parcheggi non sono consentiti per permettere carico-scarico della nave. Per quello che riguarda altre segnalazioni per oggi, c'è il sabato ecologico promosso dalla Cegas, questa volta tra le 10 e le 12:30 a Borgo San Sergio, per cui chi potesse essere interessato trova lì la Cegas. Per domani sono previste solamente la partita di basket nel pomeriggio e una processione della Chiesa del Rosario alle 18:30. Altre manifestazioni in programma non ci sono, per cui le restituirei la linea.
Grazie all'ispettore capo Laura Marzotti. Proseguiamo e lo facciamo con le immagini dei 2500 baby runner che ieri hanno sfidato loro stessi in realtà con la corsa dei miracoli, dove sostanzialmente più giri di corsa si fanno, più denari vengono poi donati per una causa benefica. Ecco allora il servizio del nostro TG. Più si corre, più si dona. E questo è il senso della Corsa dei Miracoli, che questa mattina ha visto 2500 giovani runner in Piazza Unità, in una competizione che coinvolge gli studenti tutti, dalle scuole materne alle superiori. L'evento, giunto alla 9ª edizione, è organizzato dalla Young Caritas e dalla Diocesi di Trieste, su un circuito calibrato a seconda dell'età degli atleti. Presente anche il vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, che ha sottolineato il nobile scopo della gara. È bello pensare che il bene ci fa bene, ci scomoda, per cui ecco la corsa, ma però ci fa bene anche a noi. E non dobbiamo pensare che il bene sia qualche cosa che invece è soltanto un sacrificio che rattrista, invece è qualche cosa che riempie la nostra vita. I bambini, i ragazzi ci stanno insegnando questo, impariamo anche noi adulti. Conviene forse anche correre un po' per il bene. L'impegno per ogni scuola o singolo partecipante è stato quello di ricercare prima della corsa uno o più sponsor tra amici, parenti e aziende che si impegnino a fare un'offerta di un importo prestabilito per ogni tratto di corsa percorso dal singolo runner. Tutte le offerte raccolte verranno utilizzate nel progetto di sostegno per una casa di accoglienza rivolta a singoli o famiglie che versano in stato di disagio di tipo sociale, personale o anche economico. Una giornata veramente splendida, ricca di persone, quasi 2500 ragazzi in piazza, più i volontari, più tutte le persone che collaborano. È veramente una grande giornata che ci richiama ai valori della cordialità, della semplicità, dello stare assieme, e quindi veramente un punto d'onore per la Caritas e per la città intera, per le scuole che hanno risposto in modo così forte a questa nostra iniziativa, per la quale veramente ringraziamo di vero cuore tutti i partecipanti. Grazie a tutti. Allora, da giugno a Muggia la tassa di soggiorno, lo avevamo anticipato, c'è stato il via libera, l'ok in aula all'istituzione dell'imposta, la Giunta sta lavorando alla definizione dell'importo, potrà variare da 0,50 a 2,50 € a seconda del tipo di struttura ovviamente. Intanto nell'ambito del cosiddetto caso rumori l'ex Ferriera apre le porte, Polidori prepara visita dei consiglieri comunali nell'ex impianto. Cogeneratori SIOT approdano altari ricorsi ambientalisti, la mossa congiunta di Legambiente e Movimento Difesa del cittadino. Ieri c'è stato anche l'incendio a Borgo Grotta Gigante, casa distrutta dalle fiamme, madre e figlio coinvolti, la donna è rimasta intossicata e ustionata. Andiamo a vedere invece le pagine sportive sul fronte basket triestina in particolare. Iniziamo con il basket perché domani c'è la giornata chiave per la salvezza. Prevendita per il big match, già oltre quota 5.000, oggi anticipo Napoli-Pesaro, si gioca domani, domenica alle 17:30 al Dom. Tre anime biancorosse di ieri spingono Trieste, mettici cuore e fiducia, il tifo saprà caricarti, due grandi capitani, Carra e Coronica, e un big come Pecile anticipano la partita decisiva di domani contro Verona. Il patch, non bisogna subire lo stress, meglio ripensare al buon lavoro svolto nel corso del campionato. Nel suo editoriale Palla di Cristallo Giovanni Marzini scrive: sfide così non sono playoff ma ci somigliano molto, altro che momento magico, scrive, questo assomiglia a un momento fatto di ansia e paure più o meno malcelate. Siamo quasi ai titoli di coda per le nostre squadre del cuore, la prima a leggere The Hand sarà quella che gioca a basket, poi a metà mese tireremo le somme anche per l'Unione, naturalmente con la speranza ovviamente che la salvezza per il basket arrivi già nella giornata di domani. Napoli pregusta lo scudetto, oggi confronto Roma-Milan, anticipo Udinese KO a Lecce.
Andiamo avanti poi anche sul fronte triestina con la risposta ancora del Presidente Giacomini sulla presunta indagine su Pergolettese Triestina. Tutte le remi in ogni sede, l'immagine della Triestina. Il club sull'inchiesta, solo rumors, nessuna notizia della procura. La Lega intanto dà l'ok ai play-out, squadre in campo il 6 e il 13 di maggio, quindi tutto confermato dal punto di vista dei play-out. La Triestina sarà in campo contro il San Giuliano per giocarsi la salvezza. Allora, ci fermiamo un istante per quanto riguarda la rassegna stampa, ci rivediamo poi con gli ospiti di questa puntata di Sveglia Trieste. Avremo con noi Elena Danielis del Movimento 5 Stelle e Mirko Martini, consigliere comunale di Noi con l'Italia. Tra poco. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, con noi c'è Mirko Martini, consigliere comunale di Noi con l'Italia, ben trovato e buongiorno. Buongiorno a tutti. E in arrivo anche Elena Danielis tra qualche minuto del Movimento 5 Stelle. Allora Martini, ritorniamo su un tema che abbiamo già anticipato con le parole dell'assessore Bertoli, ovvero il nuovo regolamento sulle entrate comunali. Perché è importante? Perché permette alle persone che sono in difficoltà col pagamento, diciamo così, di qualche piccolo debito di rateizzare maggiormente, insomma viene incontro a famiglie e imprese. Beh, è un ottimo lavoro anche da parte del Consiglio Comunale, questo nuovo regolamento, qualora famiglie e imprese siano in difficoltà a pagare le tasse, per quel concetto di fondo che se tutti pagano le tasse paghiamo tutti meno, abbiamo fatto in modo che sia più facile, se sei in difficoltà, pagare le tasse. Intanto abbiamo eliminato gran parte della burocrazia che veniva richiesta all'inizio. All'inizio la mole di carte fisiche che veniva richiesta ad andare a presentare esatto era massiva. L'abbiamo eliminata andando a fidarci del cittadino. Non si può andare a fare i presupposti che il cittadino è scorretto, no? Il cittadino è in difficoltà, tu lo devi mettere nelle condizioni di venire da te e metterlo al suo agio anche, perché se sai magari un commerciante già in difficoltà, i bilanci scricchiolano e tutto, deve pagare una mole di tanto in tanto si parla di 50-100 mila euro di rate da pagare, che non è poco, cioè sono cifre veramente importanti. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo eliminato questa burocrazia di fondo che è fondamentale. Le rate, prima potevi rateizzare solo fino a 48 rate, ora potrai arrivare a 72 rate, quindi in maniera molto più tranquilla uno può fare le cose in maniera più serena. E una cosa che era un vulnus enorme per i cittadini era quello che prevedeva già per i debiti fino a 30.000 euro di avere una fideiussione. Tradotto, se tu volevi questa rateizzazione dovevi andare in banca e chiedere, o a qualcuno chiedere una fideiussione. Fideiussione che se sei già in difficoltà è impossibile avere. Allora è stato spostato questo limite da 30 a 50.000 euro. Sembra un tecnicismo, ma non lo è, veramente è qualcosa che si va ad avvicinare ai cittadini il più possibile. Ovviamente anche però l'amministrazione comunale, anche il comune deve difendere se stesso e si sposta da 30 a 50.000 euro la fideiussione richiesta. In terza posizione, cosa che si viene a dire in maniera esplicita, che l'ultima parola in caso di contenzioso ce l'ha il Comune di Trieste. Ecco, questa è un'altra cosa fondamentale. Prima non si sapeva chi l'aveva, ce l'aveva esatto, si andava poi davanti a un giudice, si avevano grossi problemi. Adesso il Comune di Trieste potrà direttamente decidere sulle questioni. È una cosa che un potere che si può avere. In modo da evitare magari situazioni più pesanti. Esatto, diciamo così. E in questo modo ci sta il più vicino possibile ai cittadini un regolamento snello, efficace, che cerca veramente di aiutare anche le imprese, no? Perché se hai un'impresa già in difficoltà, io immagino un imprenditore in difficoltà, deve pagare queste tasse, le tasse sono sempre alte e si trova magari a dover chiedere una fideiussione
già ne ha una in corso, deve chiederne un'altra. Certo. In questo Diventa modo, tutto più difficile altrimenti. In più, se si paga entro 18 rate, tradotto, se hai un debito e tu lo paghi entro 18 rate, qualsiasi sia la cifra, non ti serve la fideiussione. E sarà un modo di confrontarsi molto più tranquillo, non sarà un modo inquisitorio. In Italia c'è sempre questo vizio di andare ad inquisire, no? So di casi in cui c'è stato anche qualcuno che ha subito accertamenti su perché aveva comprato una determinata scrivania rispetto ad un'altra. C'è sempre questo modo da parte dello Stato che inquisisce il cittadino. No, ci deve essere un rapporto di fiducia, ed è questo una delle cose fondamentali secondo me che può portarci a fare un passo avanti culturale, un rapporto di fiducia tra le istituzioni dello Stato e i cittadini, che non sono due cose diverse, perché stiamo tutti nello stesso calderone. E quindi da questo punto di vista secondo me regolamenti di questo tipo che avvicinano la pubblica amministrazione, il mondo delle tasse, che è sempre difficile parlare di tasse, ai cittadini è fondamentale. Allora, se possibile mandiamo il... allora, ce la facciamo così, va bene. Allora, mandiamo il servizio relativo all'inaugurazione della mostra su Mirò al Museo Revoltella, così poi abbiamo tempo di sistemare tutto e iniziamo anche con Elena Danielis del Movimento 5 Stelle. Ieri è stata inaugurata questa nuova mostra al Museo Revoltella, vediamo il servizio sulla mostra di Mirò del nostro Umberto Bosazzi e poi rientriamo in studio per il dibattito. Un'ottantina di opere fra dipinti, tempere, acquerelli, disegni, sculture e ceramiche compongono la mostra Omaggio a Mirò, visitabile da domani al Museo Revoltella, dove resterà fino al 24 settembre. Un nucleo di opere che copre 6 decenni della produzione dell'artista catalano, esponente della corrente surrealista, con un focus particolare sulla trasformazione dei linguaggi pittorici che Mirò iniziò a sviluppare nella prima metà degli anni 20 del secolo scorso e che perciò documentano le sue innumerevoli mutazioni artistiche, come delineate da Achille Bonitoliva, cui si deve sostanzialmente il percorso della mostra. E Mirò è un artista che ha questa capacità di elaborare un linguaggio senza mai aderire fino in fondo ad un'unica formula. Lui in qualche modo ha una sua esemplarità che è l'opera a produrla, a permettere gli slittamenti. Quello che è interessante in Mirò è proprio questo, un'arte antidogmatica. 7 le sezioni: litografia, poesia, manifesto, ceramica, pittura, musica, dietro lo specchio. Omaggio a Mirò, curata da Vincenzo Sanfo e realizzata da Navigare SRL, è una mostra concepita ed appositamente calibrata per gli spazi del Museo Revoltella, che, come ha ricordato oggi l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi, attraverso le collezioni permanenti e le mostre temporanee è luogo imprescindibile per lo sviluppo turistico e culturale della città. Bene, allora ci ha raggiunto in studio anche Elena Danielis del Movimento 5 Stelle, buongiorno e bentrovata innanzitutto. Buongiorno, scusate per il ritardo. Buongiorno. Allora, tra poco andremo anche sul fronte politico, l'approvazione del DEF, l'addio al reddito di cittadinanza, le polemiche di sindacati, ma se non sbaglio ho visto che c'è una telefonata, se c'è la sentiamo subito. No, benissimo, allora andiamo di rassegna stampa. La misura cara al Movimento 5 Stelle viene sostituita dal nuovo assegno di inclusione, ampliati anche i contratti a termine, sarà più facile l'uso dei voucher per gli occasionali. Detto questo, chiedo a Elena Danielis, insomma, più che altro una considerazione sul fatto che è finita l'era del reddito di cittadinanza. Sì, il reddito di cittadinanza era una misura su cui si sono scatenate le ire di molti per varie ragioni. Però era una norma che, oltre a mettere in sicurezza, diciamo, la fascia più fragile della popolazione, aveva il vantaggio
di ridurre la possibilità di subire un ricatto occupazionale, cioè di poter evitare di accettare lavori sottopagati o molto sfruttati, e quindi costringeva i datori di lavoro ad adattare la propria offerta. L'Italia è il paese in cui i salari non solo non sono cresciuti, ma sono diminuiti negli ultimi 10 anni, in controtendenza con tutto il resto d'Europa. È un paese dove il mercato del lavoro è estremamente crudele, direi. Il reddito di cittadinanza metteva un freno alla possibilità di essere ricattati. È vero che è una misura difficile da comprendere per molti, perché la retorica del divano alla fine ha vinto, no? Sta di fatto però che questo governo ha ribaltato completamente la frittata. Peraltro le misure che sono state recentemente approvate levano qualsiasi tipo di controllo sulla correttezza dell'applicazione delle norme, per cui in realtà quello che hanno generato è un colpo di spugna su quelli che del reddito si sono approfittati o delle nuove misure vorranno approfittarsi, quindi mi pare che stiano correndo ai ripari con dei decreti d'emergenza. Non solo, ha aumentato la possibilità di sfruttare i lavoratori, aumentando la flessibilità del lavoro, che mi pare già eccessiva in Italia. E questo è un grosso problema. Se noi vogliamo offrire ai giovani italiani una possibilità e la possibilità di restare in questo paese, noi dobbiamo offrire ai giovani italiani la possibilità di essere pagati in modo dignitoso per il lavoro che fanno. E non mi pare che il governo stia andando in questa direzione. Martini, la sua posizione invece è sempre su questa decisione che quindi archivia il reddito di cittadinanza. Bisogna dire una cosa, l'obiettivo non è quello di fare la guerra alle persone in difficoltà, e questo l'ho sempre detto, ma è onde evitare che chi è nulla facente si arroghi anche il diritto di stare a casa senza far nulla. Questo è il punto fondamentale che è stato portato avanti dal governo di centrodestra e che è stato votato dai cittadini. Quello che si va a fare adesso è un mercato del lavoro più flessibile, ma non inteso flessibilità nel senso di non ti do lavoro, nel senso flessibilità in maniera tale da poter permettere anche a chi dà lavoro di lavorare in sacrosanta pace, di trovare i lavoratori. Adesso sappiamo esserci difficoltà nel trovare lavoratori e non molte volte perché si è sottopagati. Questa narrazione del fatto sì, ci sono imprenditori scorretti e secondo me questi vanno sanzionati. Tradotto, tu soprattutto devi dare dignità a chi lavora e lo dico da persona che conosce bene cosa significa il mondo dell'imprenditoria, e se tu hai un lavoratore che lavora bene, che si comporta bene, che fa il suo, non gli si chiede niente di più, di media qualsiasi imprenditore accorto lo paga bene, perché adesso trovare persone che hanno voglia di lavorare, che si comportano è difficile, diciamocelo pure. Il reddito di cittadinanza era una misura che permetteva ai fannulloni di non far nulla. Oggi il governo ha dato un colpo di spugna e ha detto no, da oggi in poi l'importanza è il lavoro, è la dignità del lavoro. Noi non vogliamo fare assistenzialismo a un popolo, perché con la decrescita felice non si va da nessuna parte. Bisogna permettere agli imprenditori di lavorare in maniera serena, e queste sono misure che permettono di lavorare in maniera serena. Dopo, anch'io da giovane sono convinto che i giovani vadano valorizzati di più, che un giovane laureato o laureando vada pagato di più, che i tirocini vadano pagati, vadano retribuiti. Io non riesco, per me è inconcepibile il tirocinio non pagato, no? O l'apprendistato non pagato. È vero, nel primo periodo dell'apprendistato puoi essere pagato meno perché devi imparare, si chiama apprendistato, però dopo non puoi non essere pagato. Questa è una cosa che per me come giovane è stata inconcepibile ed inconcepibile da sempre. Il lavoro delle persone va pagato in maniera dignitosa, però allo stesso tempo non andavano pagati i fannulloni. C'è la telefonata? Vedevo il cartello, fatemi capire perché così non ho capito nulla.
No, non credo ci sia, giusto? Sì, c'è. Pronto, buongiorno. Buongiorno caro signor Stabile. Prego. A lei e ai suoi ospiti. Prego signora. Volevo dire alla signora Dagnelis se si rende conto che i giovani al giorno d'oggi non vogliono lavorare né nelle ore serali e soprattutto non nel weekend, compreso sabato e domenica. Non è vero che sempre è colpa, ci saranno anche dei casi che gli impresari danno una paga bassissima, ma in certi casi danno una paga normale. E la prima cosa che i giovani rispondono è di questo siete voi la colpa, perché con il reddito di cittadinanza e un lavoretto in nero, che lo fanno quasi tutti, riescono a percepire uno stipendio, tra virgolette, normale. Bisogna prima di tutto dare dignità alla persona che lavora, perché qui pochi giovani che lavorano allora hanno il diritto di dire io rimango a casa come gli altri, per adoperare una frase fatta, sul divano, perché adesso invece incominceranno ad andare al mare. Quindi si vede anche dal risultato delle elezioni che ha avuto il 5 Stelle in regione. Arrivederci e buona giornata. Mi sento però di dire una cosa, siccome sono nato nel 1980, quando andavo alle superiori negli anni 90 i centri commerciali, i negozi aperti la domenica non c'erano, quindi è evidente che invece adesso ci sono centinaia e centinaia, soprattutto di commessi e non solo, che lavorano la domenica ogni santo mese, quindi come dire che sia peggio da questo punto di vista, difficilino che i giovani non vogliano lavorare la domenica. Mi sento di dire questo perché è un dato di fatto che ho visto nella mia vita. Si andava a Udine per comprare qualcosa la domenica in alcuni centri commerciali negli anni 90, ora si va sotto casa. Prego Danielis. Allora, ci sono una serie di fraintendimenti sulla normativa sul reddito di cittadinanza. Innanzitutto il reddito di cittadinanza non è una misura eterna, non è che tu prendi il reddito di cittadinanza per tutta la vita. Il reddito di cittadinanza dura 2 anni. In questi 2 anni non puoi rifiutare più di 3 proposte di lavoro. Sei obbligato a cercarle, non solo, ma sei obbligato a cercarle, firmi un contratto. E non solo, ma sei anche obbligato a dare 8 ore settimanali di lavoro gratuito al comune o a un qualsiasi ente pubblico che faccia un accordo con il comune. Purtroppo pochissimi comuni hanno fatto partire questi progetti che avrebbero dato la possibilità di avere risorse gratuite per svolgere lavori di pubblica utilità. Ora, il reddito di cittadinanza non era una misura che permetteva a una persona di stare sul divano tutta la vita, anzi era studiato nella normativa nazionale, era studiato per consentire alle persone di cercarsi un lavoro dignitoso, di avere 2 anni di tempo per cercarsi un lavoro dignitoso senza morire di fame. Questo era. Dopodiché la signora parla di lavori serali e di lavoro in nero. Ora, il lavoro in nero nel momento in cui uno percepisce, anche in generale, ma in particolar modo nel momento in cui uno percepisce il reddito di cittadinanza, è una truffa allo Stato e come tale va perseguita. Quindi non è che, ed è una cosa che viene ripetuta e che è stata ripetuta anche da me in questa sede più di una volta, non è che perché ci sono stati N scandali sui falsi invalidi, noi ci siamo mai sognati di levare l'assegno di invalidità o la pensione di invalidità. Allo stesso modo, con il reddito di cittadinanza, se ci sono delle persone che se ne approfittano e poi lavorano in nero, queste vanno perseguite. Allora, abbiamo ancora una telefonata, sentiamo poi anche la replica di Martini. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, dottor Bosatti e dottor Stabile. Tranquillo, prego. E ai suoi ospiti. Allora, su molte cose sono d'accordo con il signor Martini sulla questione del lavoro, ma sarebbe un discorso lungo, perché ho sempre fatto l'imprenditore e un collaboratore. Io non li ho mai chiamati dipendenti, ho sempre chiamato collaboratori perché lavoravo 12-13 ore al giorno. Un collaboratore valido non va mai licenziato.
piuttosto si cercava in qualche maniera di stringere in famiglia, ma il lavoratore portava sempre a casa lo stipendio. Un'altra cosa voglio dire, visto che si parlava di tasse, e poi vorrei anche dire una cosa a lei, dottor Tabile, se me lo consente. Allora, qua a Trieste noi dovremmo essere regolati, sarebbe guidati da quanto sta scritto nel Trattato di pace, che è legge e Costituzione italiana. Quindi io che ero imprenditore mi sono sempre trovato in difficoltà con le tasse come tantissimi altri imprenditori, e adesso che oramai le maglie si sono talmente stringate, i negozi, gli imprenditori sono sul lastrico. Prima potevano arrangiarsi in qualche maniera, adesso sono sul lastrico perché le tasse sono talmente alte. E manteniamo una classe politica che ha tutti quanti i vantaggi che gli altri cittadini non ce l'hanno. Hanno i vitalizi, hanno una sanità particolare, hanno tutto, hanno le mense che pagano un bianco un nero, dove che neanche a casa costa di più far da mangiare che non quelli che mangiano nelle mense naturalmente dei deputati o dei senatori sto parlando. E un'altra cosa vorrei dire, perché noi dobbiamo pagare il debito di uno Stato che non è nostro, quando che il debito è dovuto anni fa. Martini non era neanche nato, 1 chilometro di ferrovia costava in Italia 3-4 volte quello che costava in Germania e in Francia e negli altri paesi. Un imprenditore, mi ricordo una trentina d'anni fa, un imprenditore piemontese doveva aprire una fabbrica. Qua in Italia, quando si è informato, ci voleva parecchi anni. È andato dall'altra parte del confine, in Francia, dopo un anno aveva aperto la fabbrica. Recentemente, con i prestiti che arrivavano dall'Europa, va bene, 10, 15, 20 anni fa, hanno addirittura sovvenzionato le sagre nel meridione, hanno fatto un congresso per spiegare come attingere ai finanziamenti europei, va bene, e hanno pagato le hostess con i soldi dei finanziamenti europei. Ma insomma, soldi buttati via. Abbiamo visto tutti negli anni, tutti quegli edifici costruiti in Italia e lasciati là abbandonati. Centinaia e centinaia di milioni buttati via. Ecco dove vanno le tasse. Non vanno per il benessere della popolazione, no, vanno sprecati, vanno per certi canali che non si sa bene dove vanno a finire. Per questo costa tutto di più in Italia. E lei tempo fa mi ha detto cosa farei in Portofranco Nord. In Portofranco Nord metterei sul mercato mondiale le concessioni. È un Portofranco internazionale, unico al mondo. Ecco cosa farei del Portofranco Nord. Non metterei alberetti e non metterei le ciclabili. Quindi Porto. In Portofranco Nord ci metterei sul mercato le concessioni. Sì, quindi per farebbe Porto. Prego? Farebbe Porto. Come niente Porto? Farebbe Porto, come Molo Settimo. Farei Porto e anche industrie. Per fare Porto però bisogna buttare giù. Mi scusi un attimo, nel piano regolatore regionale c'è già l'allargamento della banchina. Sì, farei Porto. C'è anche l'allargamento della banchina. Cioè o si fa una cosa o si fa l'altra, no? E come si fa una cosa? Bisogna buttare giù tutti i magazzini, perché per fare Porto ci vogliono i piazzali ormai. Non arrivano i sacchi di caffè col gancio, no? Mi permette una cosa, innanzitutto rimane Portofranco internazionale e non si può toccare, e lo sapete benissimo che non si può toccare. Sì, le sto dicendo un'altra cosa, lei ha ragione, questa è un'altra possibilità. Per fare quello che dice lei bisogna buttare giù i magazzini e fare i piazzali per i container, per i semirimorchi, perché il porto ora funziona così. Si buttano giù i magazzini, perché non si possono buttare giù i magazzini? Perché sono vincolati. Da chi sono vincolati? Dalla soprintendenza? Sì. Sì, ma se noi siamo territorio libero, dottor Stabile,
si agisce con la logica e se servono si mantengono. Benissimo. Diversamente si buttano giù. Benissimo, Comunque, questo è un ragionamento che, come dire, unico al mondo. certo, però è un ragionamento, per una volta sento un ragionamento coerente che fa capire che sappiamo cosa è il porto oggi, no? Nel senso, questo è un ragionamento assolutamente coerente. Grazie al nostro Signore, al netto che la sovrintendenza al momento c'è, però insomma chi parla di rifare porto tenendo i magazzini non sa cosa significa porto, il Signore invece lo sa e quindi, come dire, ha detto io li butterei giù se servono. Bartini, se vuoi rispondere. Veramente? Devo? Mi dispiace. Oramai a chi straparla di territorio libero non rispondo nemmeno perché non ne vale la pena. Siamo un grande paese, l'Italia è un grande paese, avrà 1000 difetti, ma comunque è la 6ª economia mondiale, abbiamo tanti difetti, ma straparlare di queste cose proprio non ha senso, non ha più senso quando si sono già espressi i giudici in maniera molto, molto chiara. Quindi io invece andrei sul tema di prima, no? I giovani, alla signora che ha chiamato, dico che hanno voglia di lavorare, hanno voglia di costruire, hanno voglia di fare, hanno voglia di vedere le loro idee realizzate, quindi ce ne sono tantissimi che si impegnano, ne conosco che hanno 2 o 3 lavori che iniziano la mattina presto e finiscono veramente la sera tardi e sono amici che fanno fatica poi a sbarcare il lunario. C'è chi poi è iperformato, ha 2 o 3 master e comunque fa fatica e questo bisogna andarlo a scardinare. Io sono sempre stato, per quanto riguarda però le aperture, i centri commerciali, le aperture delle aziende, una persona molto liberale, nel senso che se c'è un'azienda che paga il lavoratore in maniera dignitosa, lo tratta bene, il centro commerciale è pulito e tutto, per me le aperture possono essere anche 0,24, cioè se l'impresa fa fatturato, fattivo, tratta bene il suo lavoratore, io sono per una liberalizzazione totale, in maniera molto, molto chiara, le regole poi le fa il mercato. Se uno fa incassi la domenica, giustamente apre la domenica. È anche vero che l'Italia offre, diciamo, molto di meglio da fare che andare al centro commerciale la domenica, diciamocelo pure, e in questo posso collegarmi a quello che è stato fatto adesso anche a Miramare, riaprendo uno dei luoghi interni di Miramare, il castelletto interno, che si potrà visitare e dove ci si potrà andare, ci si può godere il giardino di Miramare piuttosto di chiudersi all'interno di un centro commerciale parlando solo di Trieste, senza calcolare musei che molte volte sono aperti anche in maniera gratuita, senza calcolare poi tutti i luoghi che abbiamo nella città. Anche solo una passeggiata per quanto riguarda in Piazza Unità è molto meglio di andare in un centro commerciale, però se il centro commerciale vuole aprire la domenica, paga bene i suoi lavoratori, perché questa è un vulnus fondamentale, però paga i suoi lavoratori per andare lì a lavorare di domenica, uno è libero di scegliere poi se lavorare o meno di domenica e essere pagato di più o di meno delle altre giornate. Credo che la libertà che si danno a imprese e imprenditori di lavorare sia fondamentale. Quello che molte volte sento da parte degli imprenditori, specie chi è rimasto in Italia, è non ci lasciano lavorare, noi dobbiamo lasciare le persone lavorare. Allora, qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco, sempre qui in diretta a Sveglia Trieste. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste. Elena Danielis, devo una risposta sul tema del lavoro domenicale dei giovani. A me faceva un po' sorridere il discorso fatto poco fa, quando si diceva io ho amici che fanno 3 lavori e fanno fatica a sbarcare il lunario. Ecco, questo è il tema. Questo è il tema. Dipende da quanto viene pagato il lavoro. E per questo il reddito di cittadinanza era uno strumento utile, perché ti consentiva di poter rifiutare offerte non dignitose.
Poi tutto è perfettibile in Italia, la normativa sul reddito andava sicuramente aggiustata e rivista, però dare uno strumento di difesa ai lavoratori un po' più fragili, quelli che faticano di più, o ai giovani, quelli che si affacciano sul mondo del lavoro e vorrebbero trovare una situazione, se non proprio stabile, almeno dignitosa, ecco, quello attualmente adesso manca. E quanto invece alla questione Porto e Punto Franco, ora, si possono fare tutti i ragionamenti possibili. Il problema del Porto Vecchio è un problema di natura logistica, è difficile in quel contesto, che è anche un contesto di grandissimo pregio architettonico, poter pensare di far portualità in senso moderno. Quindi il tema qui non è tanto il territorio libero piuttosto che l'applicazione del trattato di pace, piuttosto che il tema è cercare di superare l'impasse dogane e far funzionare i punti franchi nel porto nuovo come dovrebbero funzionare. Ecco, questo sarebbe un'arma importantissima per la competitività del territorio. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Vediamo se l'amico è ancora in linea. Pronto? Ok, vabbè, niente. Allora, vado invece, se possibile, anche a un servizio che riguarda invece più la nostra, diciamo così, situazione comunale dell'impiantistica, così torniamo a parlare di cose insomma, più vicine anche alle esigenze quotidiane dei nostri cittadini. Ieri è stato varato il restyling del Parachiarbola, che già da lunedì funzionava, ma insomma è stato spiegato cosa si è fatto, così un modo anche per entrare sul tema impiantistica caro a molti triestini e a molte famiglie. Sentiamo intanto cosa è stato fatto. Entrato, ovviamente stiamo seguendo con attenzione tutto il percorso, ci tenevo a questa conferenza stampa per far chiarezza ovviamente su tutto l'iter, ma anche per comunicare quanto importante sia Parachiarbola di Trieste per tutta la città. L'allarme Parachiarbola è rientrato, la struttura è operativa mattina e pomeriggio. Dopo la parziale riapertura solo pomeridiana del 27 marzo, le prescrizioni indicate dai vigili del fuoco sono state ultimate ed è stato anche risolto il nodo del personale preposto con abilitazione antincendio rischio elevato necessario per mantenere aperto l'impianto. Oggi l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi ha tracciato il lavoro eseguito in questi mesi. Il tassello mancante è relativo a 2 piccole palestre in concessione a società della pesistica e delle arti marziali, che però non stanno pregiudicando l'operatività intera della struttura. Stiamo lavorando per ulteriori prescrizioni più a lungo termine date dai vigili del fuoco, che però permettono, come potete vedere alle mie spalle, la piena apertura a regime della struttura, e stiamo lavorando anche sulla parte della struttura, ovvero una zona data in concessione, quindi sono delle palestrine date in concessione a un terzo, un'altra ADS, che purtroppo i lavori non sono stati eseguiti come da prescrizione dei vigili, e quindi il Comune si sta facendo carico ovviamente anche di questi nuovi lavori affinché possano rientrare anche quelle società che frequentavano essenzialmente quelle palestre lì, quindi pugilato e arti marziali. Costo dell'intera operazione 650.000 euro. I principali interventi hanno riguardato il rifacimento della guaina, l'impermeabilizzazione, la sistemazione delle parti ammalorate, a cui seguiranno interventi di adeguamento delle barriere architettoniche. In più sono state rimosse attrezzature sportive in disuso dall'area tribune e in generale altri materiali inerenti alle attività delle società, ma ormai dismessi da anni e depositati qua e là dentro il palazzetto. Sono stati aggiunti punti antincendio con nuovi estintori e allo stesso tempo è stato rimosso materiale che avrebbe potuto, in caso di incendio, prendere facilmente fuoco. Allora, questo tema che ho lanciato con il servizio riguarda quello che è un po' il discorso dell'impiantistica. Trieste è carente di spazi sotto tanti aspetti. Oggi c'è un pezzo anche legato alla situazione dello Stadio Grezzar, che ha già bisogno di una serie di interventi di ripristino dopo i lavori che tra l'altro sono stati effettuati, ma è ovvio che strutture sportive poi hanno anche problemi diciamo collegati all'utilizzo, quindi poi devono essere rimessi a posto. Situazione
Martini, che caratterizza Trieste, l'allarme è soprattutto legato alle palestre, però insomma gli spazi di questo tipo sportivi sono carenti, c'è tanta richiesta, le società fanno anche fatica. Sì, le società fanno fatica, ma è anche vero che ci sono tante opportunità e tanti progetti nuovi che il Comune di Trieste sta portando avanti. Immagino quella che sarà la cittadella dello sport in Via Locchi, che devono partire i lavori. Immagino anche quella che è stata adesso l'emergenza e la risposta concreta che è stata data dal Comune di Trieste in maniera immediata, cioè sembrava che dovessimo chiudere tutto, in realtà poi grazie alla risposta immediata sia degli uffici sia da parte dell'assessore siamo riusciti a tamponare la questione. Per quanto riguarda il Grezza, se non sbaglio, quella è una pista di atletica leggera, l'unica in regione ad avere 8 corsie, quindi è importantissimo ed è già stata fatta la promessa che i lavori partiranno. Ovviamente l'iter burocratico che c'è in Italia per far partire dei lavori è enorme e quindi questo rallenta molto gli uffici. Poi bisogna anche pensare che siamo nel mezzo di quelle che è il PNRR, quindi gli uffici già sono intasati di tutto. Mettici la difficoltà anche da parte delle aziende di andare a reperire il materiale, perché molte volte c'è un problema di materiale, anche reperire la guaina che ti serve per coprire il parachiambra che è stato fatto, è una cosa difficile oramai. Abbiamo dovuto, come Comune di Trieste, per salvaguardare quelli che sono i progetti da fare, abbiamo dovuto mettere più soldi, il 10% in più su ogni progetto, che non è poco, moltiplicato per tutta la città. Poi per quanto riguarda lo sport si può parlare anche di cittadella dello sport che ci sarà sul terrapieno di Barcola, con campi da padel, campi da tennis e campi da beach volley, senza poi contare anche quelle che sono altre strutture che vogliamo creare lì. Sappiamo che c'è questa problematica di spazi, è una cosa positiva perché significa che i ragazzi, i giovani si avvicinano al mondo dello sport e al mondo degli sport minori, perché abbiamo gli sport minori che ci richiedono spazi, sport che non sono il calcio o il basket, ma ci sono una miriade di altri sport e quindi significa togliere i giovani dalla strada, dal non far nulla e impegnarli nel mondo dello sport. I progetti ci sono delle tempistiche di mezzo, però stiamo cercando di dare risposte. Ovviamente non è che possiamo tirare su palestre, però immagino anche, adesso mi sfugge la via, a San Giacomo ci sarà una palestra nuova anche in quell'area lì di fronte alla scuola, perché la scuola ha necessità della palestra e con i fondi PNRR siamo andati a creare quel progetto. Piano piano si riesce a fare tutto, ovviamente i progetti ci sono, le risposte immediate ci sono state, adesso continuiamo a lavorare così. Danieli, su questo che è un tema insomma... È un tema abbastanza vasto, Sì. è un tema abbastanza vasto. La prima cosa che mi viene in mente da dire è che Trieste da sempre è una città sportiva e non nel senso del calcio, noi abbiamo da sempre avuto tutti gli sport, da sempre. Il tema è la manutenzione ordinaria, ovvero se tu non fai manutenzione ordinaria alle strutture, le strutture curiosamente tendono a deteriorarsi. No? La manutenzione ordinaria a Trieste è affidata a un service che evidentemente ha molto interesse a fare la manutenzione straordinaria più che quella ordinaria, visto che la straordinaria è pagata separatamente. Allora, è vero che la manutenzione ordinaria è un investimento ingente, continuativo, e che non ha grandi riscontri comunicativi, no? Per cui uno non si accorge quando le cose vanno bene, si accorge quando le cose vanno male o quando vengono fatti interventi di grande visibilità. Però è anche vero che il problema che hanno le strutture che abbiamo già, cioè le palestre che abbiamo, le piscine che abbiamo, le sedi delle società sportive minori, perché sul calcio negli ultimi 10 anni sono stati fatti ingenti investimenti, è un problema storico, cioè noi non investiamo in manutenzione ordinaria. Abbiamo sì necessità di ulteriori spazi perché questa appunto è una città estremamente sportiva.
Abbiamo bisogno di ulteriori spazi per sport minori, ma il problema non è il codice degli appalti, per quanto complicato possa essere, perché voglio dire, in altre città d'Italia con lo stesso codice degli appalti i lavori vengono fatti. Noi evidentemente abbiamo un problema strutturale nella gestione delle gare d'appalto, nella gestione non tanto della realizzazione dei progetti, ma delle gare vere e proprie, nella gestione degli appalti, nella scrittura dei capitolati. Noi regolarmente ci troviamo ad avere grossi problemi di gestione della cosa, e vale per tutte le grandi opere. Noi abbiamo grandi opere sul territorio bloccate da decenni, con problemi di gare d'appalto, con problemi di assegnazione dei lavori. Ecco, questo è una responsabilità di chi amministra. Allora, prossima telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo dire alcune cose alla signora, mi pare che sia dei 5 Stelle, no? Non sento niente. Ecco. Non si sente. Allora, e qualcosa anche a Giovanotto. Allora, per quanto riguarda le 5 Stelle, giustissimo che ci sia dato l'aiuto per chi non trova lavoro, va bene, ma però per chi non ha voglia di lavorare, il sabato vuole andare in discoteca e non vuole lavorare di sera, ecco, da niente, zero. Ecco, invece per quanto riguarda a Giovanotto, il Giovanotto, gli volevo dire io cosa ho fatto io? Avevo 15 anni, sono andato a lavorare con la forestale per conto del comune e praticamente da minorenne, perché a 20 anni e qualche cosa mi sono arruolato nella polizia penitenziaria e quindi da polizia penitenziaria lavora di notte, di giorno, di Pasqua, Natale, tutti i santi, quindi non mi può dire che io non ho lavorato sempre. Venga la domanda, però qualcosa che possiamo commentare. Gli ospedalieri lavorano sempre, tutti i giorni, festa, e allora quindi se volessi un momentino fare l'esame di coscienza un po' tutti noi, giovani e non giovani, quindi diciamo così, bisogna pure accettare quello che si trova. E sa cosa facevo? Lavorando con la forestale, sa cosa facevo io? Spaccavo le pietre, strada per la montagna, e prima si andava con il muro a prendere il legname su in montagna, adesso si va con l'autotreno e quindi si porta giù il legname, si porta giù le castagne dal monte. Sono andato io per anni fa, sono andato in Campania e sono andato con la macchina su. Sì, mi scusi, e però per caso c'è un incendio in montagna. Ho capito, lei ha lavorato tanto, ha lavorato le domeniche, sabati, Pasqua e Natale. Per spegnere, non con il drappo appeso all'elicottero che porta 10 quintali di acqua. E dopo grazie al nostro amico, perché obiettivamente siamo andati diciamo così non fuori dal seminato, ma completamente fuori da ogni logica, nel senso, capisco che il signore voglia raccontare la storia della sua vita, però qua tendenzialmente faremo altro. Allora, siccome prima abbiamo citato il tema del porto, sentiamo come è andata ieri in autorità portuale invece la conferenza stampa sulle 7 partecipate dell'autorità portuale, e in più anche la notizia che è emersa a una nostra domanda, ovvero il fatto che c'erano mesi di overbooking di maestranze, ovvero servivano più lavoratori all'agenzia portuale, si parlava di possibili assunzioni e appunto le assunzioni arrivano. Il porto di Trieste e Monfalcone è sempre più al centro di un sistema che cresce non solo per traffico ed economie, ma quanto a struttura societaria e posti di lavoro, ben 2000 complessivamente. Il presidente dell'Authority, Zeno D'Agostino, ha fatto il punto sul lavoro messo in campo fra il 2015 e il 2022 dall'autorità portuale e dalle 7 società partecipate, un network che per valore di produzione è triplicato da 52 a 156 milioni di euro e per utile balzato da 1.600.000 euro a 5
milioni e mezzo di euro. Quindi alla fine noi vediamo un interporto che cresce, vediamo una Coselag che cresce, vediamo tutta l'attività per esempio dell'Agenzia del Lavoro che cresce, il terminal crociere che dà dei numeri importanti, la Porto Trieste Servizi che ormai lavora dappertutto e poi le due società ferroviarie, tra virgolette, quindi Alpe Adria con un fatturato, anzi un giro d'affari quest'anno di 95 milioni, cosa veramente fuori da ogni aspettativa, piuttosto che Adriafer che quando siamo arrivati era in fallimento e che oggi invece produce fatturati utili e una grandissima occupazione. Sistema dei servizi ferroviari che ha permesso di raggiungere il dato record di 11.000 treni operati complessivamente e innescato le partnership con l'Interporto di Duisburg e il Porto di Amburgo. Nel settennato il valore della produzione dell'Authority è passato da 41 milioni e 3 a 58 milioni e 3. In pari tempo la patrimonializzazione dell'ente è cresciuta da 64 a 160 milioni. Il patrimonio si è arricchito con l'inclusione dell'azienda speciale del porto di Monfalcone con le sue aree, l'acquisto dei terreni della zona delle Noghere e investimenti tecnologici. Servizi aumentati del 100% per Porto Trieste Servizi, del 20% per l'Interporto, del 40% per Trieste Terminal Passeggeri che gestisce il mondo della croceristica e del 35% nell'organizzazione del lavoro in banchina di Agenzia per il Lavoro Portuale. Comparto quest'ultimo che dopo i recenti casi di overbooking di maestranze evidenziati da Tele4 ha deciso proprio oggi per nuove assunzioni. Guarda, abbiamo appena concluso in questa sala l'assemblea di approvazione del bilancio di ALPT con soddisfazione, e con soddisfazione è stato detto ai soci, che oltre all'autorità sono tutti i terminalisti del porto, che si procederà a nuove assunzioni perché effettivamente siamo di fronte a dei picchi importanti rispetto a quella che è la normalità, quindi sì, è chiaro, e qui stiamo parlando di qualche decina di persone, però ecco, fondamentalmente poi abbiamo però il Coselag, abbiamo l'Interporto che è parte fondamentale dello sviluppo industriale, per esempio anche di BAT, e quindi insomma quando alla fine noi ragioniamo sul sistema portuale ormai stiamo parlando di soggetti che sono strettamente connessi anche allo sviluppo industriale. Allora, qua Danilis prima accennava un po' all'argomento, il tema è il porto continua a volare, no? Il tema è agganciare il mondo dell'industria con un'attrazione di impresa importante in quelle aree che sono, come dire, logisticamente interessanti perché hai il porto sotto casa come industria, no? Sì. E la ferrovia. Sì, abbiamo un porto ben infrastrutturato e abbiamo uno dei rari e luminosi esempi di managerialità pubblica d'eccellenza a Trieste, no? E fa piacere vedere questi numeri, fa molto piacere. Sarebbe il caso di risolvere appunto il nodo dogane, no? Per poter dare piena attuazione a quello che è il regolamento delle zone franche. Questo permetterebbe di fare trasformazione in regime di punto franco e rendere estremamente attrattive le aree di punto franco, cosa che al momento non è ancora del tutto possibile. Una cosa l'imprenditore non vuole ed è l'incertezza. Quando un imprenditore investe vuole avere determinate garanzie. Se noi non risolviamo questo nodo non siamo in grado di dare questa certezza e queste garanzie che attirano, indubbiamente attirerebbero grandi investimenti dall'Italia e dall'estero. E perché il vantaggio a quel punto diventa reale, diventa molto importante. Ecco, questo è il nodo da risolvere e molto probabilmente risolverebbe anche molti dei problemi occupazionali che ha storicamente questa città, perché offrirebbe un sacco di lavoro, un sacco. Martini. Credo che i numeri siano importantissimi quelli che si stanno facendo, stiamo parlando di una crescita di molte aziende del 40%, stiamo parlando di un'azienda che quando era stata presa in mano era sull'orlo del fallimento ed oggi sicuramente sta producendo utili e progetti importantissimi. Di certo una cosa che però a Trieste manca e su questo tema continuerò a battere sono i collegamenti verso l'esterno. Tradotto, noi possiamo fare il porto più figo del mondo, ma se tu non permetti poi al porto di portare queste merci dove le devi portare e ingolfi il sistema dei trasporti anche pubblico nel mezzo, perché sappiamo che le linee
sono molto vicine alla saturazione delle linee ferroviarie non è vero. che portano a Trieste. È una sciocchezza, non è vero. No, bisogna aumentare questo tipo di capacità. Ad oggi abbiamo grandi investimenti. Una cosa bisogna sottolineare, che c'è una parte politica che non voleva le grandi navi a Trieste, una parte politica che queste grandi navi a Trieste le ha portate e le ha volute, ed oggi il sistema crocieristico produce, se non sbaglio, una cosa come più 40%. Questo è il dato. A chi si riferisce sulle grandi navi? Mi scusi perché non ricordo questo discorso. Le grandi navi da crociera, molti stanno dicendo non dovevano arrivare, non producono danni, è un turismo veloce, non va fatto, cioè queste grandi navi poi sono state volute, diciamocelo pure, sono state volute quando Venezia le ha dovute mollare, sono state portate a Trieste. Trieste è diventato un centro hub per le grandi navi, lo sappiamo tutti, da qui si parte e si arriva, e questo poi ha prodotto benefici anche per quanto riguarda il porto di Trieste. Oggi abbiamo delle opportunità, bisogna sfruttarle, è vero, la questione delle dogane va risolto, va ampliato il sistema dei punti franchi, va utilizzato il sistema che è stato usato per BAT quando è arrivata, che BAT gli è stato anche permesso di sistemare, esatto, è stato il permesso di spostare le concessioni, e soprattutto gli è stata data anche la possibilità di creare sopra una logistica a quello che stava facendo, perché il grande problema oggi molte volte è la logistica. Ovviamente bisogna legare poi porto e realtà industriali del territorio, che non è una cosa facile, e stiamo parlando di un tema, secondo me, di una complessità enorme. Certo. Allora, andiamo un istante in pubblicità, così sblocchiamo anche le linee telefoniche, perché mi scrivono che c'è in questo momento da occupato, ma in realtà non è così. Adesso sistemiamo tra qualche istante, tra poco di nuovo qui a Sveglia Trieste. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, e in studio con noi Mirko Martini di Noi con l'Italia, Elena Danielis del Movimento 5 Stelle. Martini, cosa ci aspetta all'orizzonte il Consiglio Comunale? Adesso passati sono momenti di dibattito anche acceso, cosa c'è? No, sicuramente ci sono tutte ancora le commissioni da fare, da mandare avanti. La cosa che adesso, la prossima, grazie a quello che abbiamo fatto, il grande lavoro che è stato fatto in precedenza, cioè a dicembre l'approvazione del bilancio, adesso ci sarà la nuova variazione di bilancio, e siamo uno dei comuni più virtuosi d'Italia in questo. Abbiamo rispettato quelle che erano le scadenze al 31 dicembre, ad oggi grazie a quello possiamo permetterci di fare in maniera anticipata. Di solito lo si faceva luglio e poi a settembre questo lavoro, ad oggi possiamo farlo già a maggio, e gli uffici già stanno lavorando per avere variazioni di bilancio, e quindi gli investimenti sul territorio ancora prima. Questo ci permette ovviamente di essere come tra le città italiane, come fiore all'occhiello, ci mettiamo sempre che siamo la prima per capacità di spesa di fondi per il PNRR. Questo significa anche aiutare il governo centrale, perché se avessimo tutte le città a questo livello, di certo non avremo problemi ad andare a richiedere nuovi fondi PNRR in Europa. Quindi bene così, ci saranno una variazione di bilancio, adesso non ricordo il numero preciso, ma molto cospicua, sarà dato un ruolo preminente a quelle che sono le richieste da parte del Consiglio Comunale, e ovviamente stiamo lavorando su questo. Sembrano dei tecnicismi, perché anche quello che abbiamo fatto oggi, cioè ieri, giovedì, l'approvazione del regolamento, l'approvazione del nuovo regolamento per la nuova tassa che da IMU non si chiamerà più IMU, ma si chiamerà ILIA. Quello che è stato fatto, la scelta politica che è stata fatta, tradotto, abbiamo cambiato, non è solo un cambio di nome, è proprio un cambio di paradigma, tradotto, avere in capo alla regione la nuova tassa che da IMU passa a ILIA, significa mettere al sicuro le case dei cittadini, significa che i cittadini
avranno l'amministrazione regionale, che è l'amministrazione più vicina, sarà quella a decidere poi sulla tassazione delle case, che è fondamentale in Friuli Venezia Giulia questa cosa. Le scelte che poi sono state fatte a livello comunale per quanto riguarda l'Ilia, all'inizio abbiamo una fase transitoria di circa un anno, tradotto le aliquote non sono state toccate di molto, perché non potevamo mettere in difficoltà le casse del comune. Sappiamo che quella è la più grande entrata del comune. Quando si parla di tasse bisogna sempre stare molto attenti, no? Però pro futuro, con il cambio della legge, permette al comune di andare a decidere poi su quelle che sono le seconde case, che non è una banalità, perché un conto è avere una seconda, terza, quarta, quinta, sesta, ottava casa, e quelle vanno tassate in una certa maniera. Alle volte, però, specie succede qualche giovane, anche qualche famiglia giovane, che genitori anziani, nonni vengono a mancare, ci si ritrova ad avere una casa in più, che in realtà poi nel primo periodo diventa un costo che poi diventa poco sostenibile. Con questo nuovo tipo di leggi si vanno a calmierare le diverse tipologie di seconde case e si vanno ad applicare aliquote diverse in base a tipologie di case. Ovviamente il primo anno, l'anno in cui si parte, avrà bisogno di molti aggiustamenti questa cosa, e questo secondo me è stato un senso di responsabilità da parte dell'amministrazione comunale, che poteva cambiare le aliquote, perché per legge le poteva cambiare, poteva fare il disastro che voleva, ma poi non sapevi che flussi di cassa avevi, e questo mi avrebbe mandato in sfracello il bilancio. In questo modo si è fatta una scelta responsabile, si dice si parte piano in modo tale poi da permettere sia ai cittadini di sapere cosa pagano, sia all'amministrazione comunale di sapere cosa incassa. Volevo fare una domanda a Elena Danielis, che tra l'altro si è spesa molto durante la campagna elettorale per i 5 Stelle e per le recenti regionali, no? Perché si è vissuta una situazione molto diversa, no? A livello nazionale con le politiche si è fatto comunque un risultato importante, forse addirittura sopra le attese, a livello di elezioni comunali prima, di regionali poi, come dire, il Movimento 5 Stelle ha rischiato quasi la sparizione. Come ci si riorganizza ora, sapendo peraltro che come dire, vengono a mancare anche alcuni punti di riferimento? Penso a livello comunale non c'è più una persona come Menis, a livello regionale non c'è più un consigliere come Ussai, Patuanelli finirà il mandato e teoricamente dovrebbe finire lì. Come dire, i colonnelli, quelli che hanno avuto più esperienza, che hanno anche dimostrato come nel suo caso di lavorare all'interno delle istituzioni, che sanno come funziona la macchina e quindi, come dire, possono guidare anche un eventuale rinnovamento, sono un po' fuori gioco. Che momento è? Una cosa è non essere all'interno delle istituzioni, una cosa è essere fuori gioco. Andrea Ussai continua a dare una mano fattivamente. Ci lavorano avanti comunque nel movimento. Ma sì. Patuanelli adesso è capogruppo in Senato e quindi è un po' meno disponibile, ma è sempre a distanza di telefonata, insomma. Mi sento spessissimo anche con Paolo Menis. Allora, storicamente noi abbiamo sempre avuto risultati molto meno brillanti a livello locale che a livello nazionale. A eccezione di Trieste, però, mi ricordo il 22%. Sì, a eccezione di Trieste, quando c'è stata la candidatura di Paolo Menis, l'ultima. Ma Trieste comunque fa tuttora un po' meglio del resto della regione. Noi non abbiamo praticamente radicamento territoriale e questo dipende da una serie di regole, di carenze organizzative che da sempre affliggono il movimento, e soprattutto le carenze organizzative. Stiamo uscendo da una fase di riorganizzazione che ci porterà ad avere una struttura molto più simile a quella di un partito, con dei gruppi territoriali che hanno una dignità organizzativa, con una serie di referenti a tutti i livelli, che spero ci aiuterà a ripartire in modo più fattivo. Poi il problema dal punto di vista elettorale del 5 Stelle è che nel suo momento di maggior successo il Movimento 5 Stelle ha spinto a votare persone che non votavano più.
Quando tu poi governi fai un bagno di realtà e quindi spesso scontenti. Peraltro noi ci siamo trovati a governare in un momento particolare, che è stato quello del Covid, che è stato quello delle grosse crisi economiche, e era francamente difficile non scontentare in un momento del genere. Quindi io ritengo che il problema sia che queste persone che avevano ricominciato a votare votando il Movimento 5 Stelle semplicemente sono tornate a non votare più. Il nostro elettorato ha smesso di votare. Ha smesso di votare noi, ma non è che vota altri, proprio non vota più. La sfida è quella di spiegargli che possono riprovare ad aver fiducia. Ed è un lavoro lungo, non credo che a breve noi riusciremo a migliorare il nostro risultato elettorale. Però il lavoro, io da sempre non è che lavoro per arrivare prima alle elezioni, io lavoro perché ritengo che nella politica italiana sia importante fare tutta una serie di cambiamenti e portare tutta una serie di novità. Per quello che è l'approccio alla cosa politica, per dare la possibilità ai cittadini di far sentire la propria voce nelle istituzioni, che è la ragione per cui è nato il movimento. Allora, volevo ancora aprire un'ultima icona, una battuta a testa sul fronte turistico, su quello che manca a Trieste dal vostro punto di vista, vedendo proprio il servizio che citava prima il nostro ospite Martini sulla riapertura del castelletto di Miramare, castelletto che dopo 2 anni di restauri vedrà di nuovo la luce. Ha ragione la regia perché non abbiamo più rundown, allora lo chiedo così direttamente. Martini, cosa va alimentato sul fronte turistico, cosa manca alla nostra città dal suo punto di vista in un momento in cui abbiamo visto con i ponti, no? 25 aprile, ora il 1° maggio, si vede un afflusso veramente importante da subito. La città si è risvegliata, ci sono state fatte cose importanti per arrivare a questo livello da parte dell'amministrazione comunale. Immagino poi quelli che saranno i futuri concerti che ci saranno a Trieste, che attireranno ancora più gente. Trieste città turistica, punto di domanda su questo. E qui mi chiedo una cosa da parte degli esercenti. Molte volte io ho il vizio di mangiare tardi, ho il vizio di mangiare dopo le 2. Trovare un ristorante con la cucina aperta dopo le 2 è complicato a Trieste, e in una città turistica sappiamo benissimo che si mangia a qualsiasi ora, diciamocelo, togliamoci il velo che siamo i più bravi del mondo. No, non siamo i più bravi del mondo. Trieste si è risvegliata, ha avuto una crescita, prima a livello turistico questa crescita non c'era, c'è stata, oggi l'abbiamo, dobbiamo sfruttarla, dobbiamo mantenerla come? Andando a fornire servizi, ma non è solo l'amministrazione comunale che può servire i servizi, noi possiamo portare qui le mostre, possiamo portare a Revoltella le mostre, possiamo dare la possibilità alla gente di fare qualcosa quando arriva, però il turista ha necessità diverse rispetto a quello che è il cittadino lavoratore a Trieste. Cioè, diciamocelo, togliamoci il velo di dosso, no? Io credo che questo sia fondamentale, e quindi anche gli esercenti devono un po' adattare quello che è il loro sistema, e soprattutto quello che l'amministrazione comunale deve cercare a fare è portare i turisti anche nelle zone più periferiche della città, perché Trieste è tutta bella, non è che Trieste trovi cose da fare solo in Piazza Unità, trovi cose da fare in tutta Trieste, e questo sarà fondamentale, trasportare i turisti anche per quanto riguarda il Carso triestino, per quanto riguarda conoscere tutto quella che è la bellezza intorno al centro cittadino, perché oggi noi turisti li abbiamo concentrati in un fazzoletto di terra molto stretto, e dobbiamo portare questi turisti ad andare poi sul territorio. Turisti che quando vengono a Trieste ci ritornano, e questo è un dato importante. Tradotto, il primo turista che arriva a Trieste è quello, il turista crocerista, il turista che usa Trieste come hub per partire, arriva, vede la città quanto è bella, vede la città quanto è ben organizzata e ritorna. Dal punto di vista turistico questo è fondamentale. Per quanto riguarda poi i lavori che si stanno facendo a Miramare, è stato fondamentale rinnovare quello che è il piccolo castelletto, ma quello
non credo che sia un servizio solo turistico, deve essere un servizio anche alla città. Infatti lì la notizia è anche che si andranno a fare cerimonie all'interno di questo castelletto, e soprattutto queste piccole cerimonie poi ovviamente creano flusso di cassa al castello di Miramare, che potrà investire su tutto l'apparato. Quello che noi dobbiamo sfruttare è proprio questo volano tradotto, permettere poi anche alle serrande di tornare ad alzarsi. Quando io passeggio spesso per Trieste ho il vizio di non usare la macchina e di farmi i giri su tutte le vie. Molte serrande sono state chiuse, locali, molti commercianti storici hanno lasciato, ma giustamente anche, avevamo commercianti che stavano lì per il piacere di starci molto in là con l'età, ma è giusto che si godano la pensione, però bisogna permettere poi a queste serrande di riaprirsi, di alzarsi, di rinnovarsi e andare verso quello che è il commercio di prossimità. Ovviamente questi sono investimenti che il Comune può mettere in campo: i marciapiedi puliti, le strade, dove si può i parcheggi, ma non possiamo aprire noi negozi, non c'è modo. Chiaro anche il discorso sulla ristorazione, che tra l'altro abbiamo toccato più volte, perché insomma l'americano mangia a qualsiasi ora del giorno, lo spagnolo pranza alle 3, l'austriaco cena alle 5:30, quindi su questo è un tema che non si discute da un punto di vista della ristorazione, almeno in alcuni punti. Prego Danielis. Allora, non la si colga come nota polemica, ma io davvero non ricordo nessuna misura fatta dal Comune di Trieste per avere pensata, ragionata per avere un effettivo ritorno sul turismo. Ok, i concerti, ma li abbiamo sempre organizzati. Le ultime stagioni di concerti o di attività estive a Trieste non mi sono sembrate particolarmente brillanti, né di grande attrazione, se non locale. E quest'anno devo dire che ci sono delle cose di richiamo, per carità, mi fa molto piacere. Dal punto di vista delle mostre io tendo a essere sempre un pochino polemica, perché in questi anni ho visto veramente poco di qualità. Sono molto contenta delle ultime 2 mostre che stanno aprendo, che trovo, quella di La Chapelle e quella di Miro mi piacciono, però ho visto mostre che francamente secondo me non sono pensate per attrarre un flusso che dovrebbe essere quello naturale di questa città, che è il flusso del turismo cosiddetto culturale, no? Che è un turismo particolarmente ricco. E il turismo croceristico, io su questo sospendo un po' il giudizio. Il 40% in più è il 40% in più che ha fatto l'autorità portuale sulle crociere. E che dipende dagli introiti legati, esatto, che dipende dagli introiti legati alla portualità. Io devo ancora vedere i calcoli di quello che è la ricaduta economica sul territorio, al di là dell'autorità portuale. E non vedo l'ora che si arrivi, ma non ho capito bene le tempistiche, ad elettrificare anche le banchine su cui attraccano le navi, perché della marittima. Sì, perché abbiamo un problema di inquinamento non secondario, cioè ci siamo appena liberati della ferriera e adesso abbiamo questi che hanno degli importanti motori a gasolio che stanno accesi tutto il giorno e che inquinano come tutto il traffico del centro di Milano ogni ora. Insomma, la sfida che è proprio in atto. Questa è la sfida in atto e io spero che arrivi a regime il più velocemente possibile, no? E questo è un dato di fatto. Quanto alla ricaduta sul territorio, non dubito che chi lascia con una nave da crociera a Trieste e la guarda dal mare pensa oh che bello, ci devo tornare, non dubito. E non dubito che questo abbia una ricaduta. Però quello che noi su cui noi dobbiamo investire è un lavoro di marketing territoriale. Noi dobbiamo capire qual è il target della città e capire quali sono i servizi che quel preciso target ci richiede.
A quel punto noi potremo fare degli investimenti mirati per andare incontro a quelle che sono le esigenze del nostro turismo, che io auspico sia un turismo intelligente, sostenibile, magari anche ricco e colto, e che spinga le istituzioni di questa città a programmare e progettare in termini di qualità. Grazie Elena Danielis, grazie a Mirko Martini, noi ci fermiamo qui, tra poco insieme per cantare col maestro Pilat, restate con noi. Quando io ero piccolo andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli e saltando in acqua come un ragno me restava tutti i piedi tagliati. Se mi piaceva sai giocare certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si infisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va, Trieste piena di mare. A 18 anni con la Vespa andavo in Villa Giulia a far l'amore, non avevo altro per la testa che la libertà de bagolà. Che bel potersi innamorare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si infissa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va, Trieste piena di mare. Quante gite, quante camminate, e solo in macchina e so già che qualcosa intanto si è cambiato. E la gioventù non tornerà. Mi son tornato ancora là. So per rivedere la mia città. Oh, quando Trieste si infisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va, Trieste piena di mare.
Luna par, Trieste piena de mar. Eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno maestro. Buongiorno triestini, un risveglio al primo sole, due passi nei giardini, sento musica e parole, che grande compagnia, sole mare, una bella mula, per questo che a Trieste si respira l'aria pura. Buongiorno triestini, un risveglio al primo sole, due passi nei giardini, sento musica e parole, che grande compagnia, sole mare, una bella mula, per questo che a Trieste se respira l'aria pura. Domani piove, così la previsione, e intanto Pilate ne canta una canzone, piazza Unità che pare un paradiso, fa de cornise al splendido tuo viso, e torna intanto il rumore della mattina, perché piacere averti qua vicina. Buongiorno triestini, un risveglio al primo sole, due passi nei giardini, sento musica e parole, che grande compagnia, sole mare, una bella mula, per questo che a Trieste se respira l'aria pura. Detti Trieste che ne gradite tante, che te son bella e che te so elegante. I giornalisti che ha sempre quella in mente, che con fa freddo veramente. Carducci un giorno che ha scritto Miramar, tutti che scrivi invece di cantare. Buongiorno triestini, un risveglio al primo sole, due passi nei giardini, sento musica e parole, che grande compagnia, sole mare, una bella mula, per questo che a Trieste se respira l'aria pura. Buongiorno triestini, un risveglio al primo sole, due passi nei giardini, solo musica e parole, che grande compagnia, sole mare, una bella mula, per questo che a Trieste se respira l'aria pura, per questo che a Trieste se respira l'aria pura. Buongiorno triestini. Devo cominciare con un'altra tonalità, se andare in alto, mi pare un poco alto. Acciappando un pochettino altino. Va bene, la gente mi perdona. Ah sì, dai. Tra l'altro Buongiorno Triestini è un po' la canzone dell'inizio, insomma, di queste puntate, perché insomma dà il buongiorno, no? Una canzone che parla di star bene. Te mi dicevi che stavo qua, ma a me mi sono abituato a stare a Tele 4, è diventata casa mia. Anche poi certa gente che ascolta, si contenti di sentire un poco di triestinità, ecco, diciamo così, no? Perché a parte il fatto che Tele 4 penso che si può vedere dappertutto, no? Certo. Cosa, a Pordenone si vede sì, anche, come no? Certo che si vede a Pordenone. E quindi, però il nostro dialetto sia accessibile a tutte le zone qua intorno, no?
Se a Roma vuoi ascoltarmi, che i versi, che i versi sul e web. tutto, che faccio quel che vuoi. Maestro, come sei? Te ferma per strada e ti domanda canzoni, supermercato? Come Ma va? a me veramente per strada vado poco. Comunque sì, mi ferma che regalo un libretto con le canzoni che ho fatto, un libricino con le canzoni triestine. E questa è una bella roba, lo volevo ristamparlo ma non le stampa più perché, non so, cioè questo libretto è stato fatto come che si fa un libro grande e quindi è un procedimento piuttosto enorme per fare un libricino così piccolo, no? E la ditta che me li faceva purtroppo non ha la possibilità di fare questa roba qua. E solo sta con quei libretti e quel che è. Allora, sentiamo il nostro amico e poi andiamo in pubblicità. Pronto? Ciao Marco! Ciao Silvio, il nostro abitué della cantarina. Ciao a tutti! Cosa te canti oggi? Piemontesina. Piemontesina. Piemontesina, vai Silvio! I giorni passati, mia piccola amica, ti devo lasciare. Gli studi sono già terminati, abbiamo finito così di sognare. Lontano andrò, dove non so, parto col pianto nel cuore, dammi l'ultimo bacio d'amore. E non ti potrò scordare, piemontesina bella, sarei la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino col biondo studentino che ti stringeva sul cuore, totinato allegro studente di un giorno lontano, adesso è dottor. Io curo la povera gente, ma proprio il mio cuore non riesco a guarire. Il gioventù non torna più, quanti ricordi d'amore, ho lasciato a Torino il mio cuore. Grazie ragazzi. Amico Silvio, sempre pronto a cantare con noi. Un forte, fortissimo abbraccio, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo tra pochissimo, sempre qui col maestro. Bentrovati ancora in diretta. Il maestro mi raccontava di quando con i compagni di scuola andava da Marino a suonare. Com'era la vicenda? Sì, c'era qualche avvenimento politico, il preside ci lasciava uscire dalla scuola, parlo della scuola Alessandro Volta che in via Battisti, adesso non c'è più. Adesso si è spostata su in alto in Villa Giulia, da quelle parti lì. Vabbè, e noi alla mattina alle 9 andavamo in questa osteria che si chiamava Da Marino, ancora adesso. Sì. E là c'era una chitarra e suonavamo la chitarra alle 9 di mattina, come adesso del resto. Beh, insomma, quindi ti sei allenato da giovane per suonare la chitarra alle 9 di mattina, insomma. Comunque la musica è una grande compagnia, credimi. Io spero che tutti quanti che hanno un piccolino, un bambino, una figlia, un figlio, lo portino a fare un po' di musica, ma non devono leggere la musica, devono improvvisarla. Poi si può anche studiare la musica, si può fare uno e l'altro, non è detto che bisogna studiare musica per cantare, perché poi se tiri via lo spartito non canti più. Allora, però naturalmente insomma, non parliamo qua dei grandi Giuseppe Verdi che io ho sempre ammirato perché nelle sue opere c'era la melodia e la melodia è quella che rimane. Libiamo tra i lieti calicita, questa è la melodia, questa la ricordi, il ritmo no, il ritmo è fatto per ballare e basta.
Sì, il ritmo piace ai giovani, però non rimane niente, cioè, le belle canzoni, la melodia, e poi delle opere abbiamo già anche parlato. Giuseppe Verdi è stato il capostipite della melodia, con tante anche la Traviata, il Trovatore. Poi Certo. mi ricordo, non so che opera era questa qui, forse tu mi puoi aiutare, che faceva un balletto. Ecco, hai trovato quello giusto proprio, io proprio non mi intendo di opere. Pronto, buongiorno! Pronto? Chi c'è al telefono? Vabbè. Cosa abbiamo in scaletta lì? Niente. Niente, dai. Niente. Vedo delle galline, roba del genere. E la veccia dell'appalto la aveva un bel galetto che canta versi becco e fa proprio innamorare. La padrona per far festa dei invitati, la che tira con la gallo, la lo mette a cucina, e la che tira con la gallo, la lo metti a cucina, ancora via, e la che tira con la gallo, la lo metti a cucina. Le galline tutte matte per la perdita del gallo, le garotto il caponaro della rabbia che lega, e le garotto rotto il caponaro naro della rabbia che lega, e le garotto rotto il caponaro naro della rabbia che lega. Passiamo. While bells sing, only fool rushes, but I can't help falling in love with you. Love me tender, love me sweet, never let you go. You will make my heart complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams I'll fill, for my darling I love you, and I always will. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brander someday, when I kiss you and call you sweetheart? Do the chair in your parlor sit empty amber? Do you gaze at your doorstep picture mirror? Is your heart will weeping? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
un pezzo di Elvis Presley, il nostro, un medley. Lo voglio ricordare perché era un bravo ragazzo, tutto sommato. Hanno fatto un film su Elvis Presley, non mi piace. Non mi l'hai visto? L'ho visto perché mi hanno detto guarda che c'è Elvis Presley, ma sì, ma è stato, non so, il suo impresario è stato accusato perché l'ha adoperato. Vabbè, l'impresario, se non hai l'impresario non puoi fare niente, insomma, l'impresario deve, uno che canta non può andare in un posto, in un teatro e dire guardate che io sono bravo e posso... No, allora ci vuole uno che per lui lo proponga, e quindi un bravo impresario come quello che aveva Elvis Presley l'ha portato al successo, che poi era un successo abbastanza limitato nella zona americana, giustamente, perché per far successo in tutto il mondo è meglio che gli altri si occupino, si interessino di te, non che tu vai a cercare gli altri per dire guardate che io sono bravo. Questo ripeto come era così. Poi Elvis Presley ha avuto successo anche perché è andato a fare il militare in Germania e lì ha conosciuto una bella ragazza che poi se l'è sposata, e adesso non mi ricordo il suo nome. E boh, insomma, mi dispiace perché è sparito, mi pare che aveva 40 anni, insomma, così. Certo, ancora nel pieno delle sue Elvis Presley era inimitabile perché aveva una scuola di gospel, una scuola di jazz, aveva la sua, nelle canzoni lente magari era un po' diverso, ma nel rock and roll, nei ritmi, non lo poteva copiare nessuno poteva imitarlo, era bravissimo. Poi c'era Jerry Lee Lewis a suo tempo, You shake my name, wanna raise my brain, Great Balls of Fire. Matto, quello che suonava il piano anche con i piedi. Suonava il piano anche con le gambe. Allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo tra poco ancora con il maestro. Eccoci qua sempre ancora in diretta. Olè. Eravamo rimasti con il discorso americano e mi fa ricordare Presley, e adesso ricordiamo anche un altro grande. Chi era questo qua? Dean Martin, te lo ricordi? The sun is singing in the west, the color go down to the street. They're riding to in the night, each time for the cowboy to dream. People lie in the canyon, that's where I long to be with my three gold companion for my rifle, pony and me, whippoorwill in the willow, singing sweet melody, riding to Amarillo, just my rifle, pony and me, no more stray to be rapping. No more stray will I see round that bed, sweet darling, just my rifle, pony and me, just my rifle, pony and me. Martin faceva. E quindi insomma ha sul suo pony, no, con il pony, rifle, pony e rifle col fucile, no? Col fucile e quindi il cavallo. Il cowboy nella sua insomma, camminata verso il tramonto a cavallo. Cosa mi dicevi che avevano... Una signora ha chiamato, poi non si è riuscita a collegare perché voleva sentire Non dimenticare le mie parole del trio Lescano. Non dimenticare le mie parole, bimba tu non sai cos'è l'amore, è una cosa bella come il sole, più del sole dà calor. Non so, fa così. Non dimenticare le mie parole,
Bimba, tu non sai cos'è l'amore, è una cosa bella come il sole, più del sole dà calore, scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancora l'hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticare le mie parole, bimba t'amo tanto, t'amo io. Tu per me sei forse più del sole. Io non sapevo. Non so se faceva così, ma io l'ho letto praticamente. Abbiamo fatto quello che potevamo ricordare. Cosa ti fa venire in mente il trio Lescano? Sì. Cosa ti fa venire in mente questa? Beh, mi fa in mente che ero bambino, ero un piccolino, la musica mi inebriava proprio, come bere un bicchiere di vino, no? E mi euforizzava. La musica è sempre stata una mia grande compagnia e lo è tuttora, come vedi, e non ho abbandonato. Quando sono andato in autobus parlavo un po' col guidatore e fa: ciao, Pila, non sta a mollare, non sta a mollare. E chi molla? Non molo. La musica è una grande compagnia. Vabbè, senti, io vorrei vedere un video, sì, come no? Giustamente, il video che metti un bel video, se sei quello del vino che abbiamo fatto a Basovizza, no? Dove era? Quello l'abbiamo fatto a Sales, nella cantina della Baita, che salutiamo, che ci ha ospitato per una puntata di Bagolando. Sì. Eravamo tra le botti, no? Sì, l'abbiamo già fatto vedere, però io lo faccio rivedere perché è una cosa bella, una cosa simpatica. Noi questa, come ripeto, fa ricordare le compagnie che ci si riuniva e spero che potremo riunirci ancora qualche volta. Assolutamente, no? ovvio, bene. Assolutamente. Andiamo a sentire, dai! Questa atmosfera ci riporta alle giornate in compagnia, alle gite sul Carso e poi alle mangiate in trattoria in Osmizza, con il maestro Lorenzo Pilat per cantare alcune canzoni che ci riportano proprio a quell'atmosfera. Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho. Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho. Alla salute dei nostri padri facciamo un brindisi, facciamo un brindisi. Alla salute dei nostri padri facciamo un brindisi, alla salute. Allora, come sei quella là? Quella là della Mula de Parenzo? Ah, quella là, Demo. La Mula de Parenzo mi ha messo su bottega, de tutto la vendeva, de tutto la vendeva. La Mula de Parenzo mi ha messo su bottega, de tutto la vendeva. Ora che baccalà, perché non mami più. Sei mai fossi del Toccio e i monti de Polenta. Oi mamma che tocciate, oi mamma che tocciate. Sei mai fossi del Toccio e i monti de Polenta. Oi mamma che tocciate, polenta e baccalà, perché non mami più sotto le tue finestre. Sì, sì. Son distirato sui sassi, puti in mezzo ai stramassi,
butti in mezzo e stramassi, sotto le tue finestre, son distillato sui sassi, butti in mezzo e stramassi, che dormirò più bene perché non m'ami più. Mi piace piccoli con le lugane che Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità. Mi piace piccoli con le lugane che Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità, per carità. Alla salute dei nostri padri facciamo un brindisi, facciamo un brindisi. Alla salute dei nostri padri facciamo un brindisi, alla salute. Alla salute dei nostri padri facciamo un brindisi, facciamo un brindisi. Alla salute dei nostri padri facciamo un brindisi, alla salute. E come finisci? Finissi, amici beviamo, beviamo, amici beviamo, beviamo, amici beviamo, Allora, spieghiamo una cosa, maestro, che non è che ci mettiamo d'accordo prima noi, no? Cioè va tutto così... no. Come va della serie, no? Questo è un po' il segreto, tra virgolette. Giustamente, perché la televisione, parlo in generale di tutte le televisioni, sono tutte calcolate, il tecnico deve stare là, non può muoversi da quella posizione, quell'altro deve stare là, quello che canta deve stare così perché lo prendono solo da qua e non prendono le gambe, cioè c'è tutta una cosa, caro mio, che non c'è la spontaneità. Cioè, se uno sbaglia, sbaglia, cosa vuoi fare? La televisione l'importante è trasmettere qualche cosa e io questo penso che siamo riusciti a farlo, trasmettere un po' di simpatia, un po' di calore umano. E questo è importante. Certo, viene tutto, diciamo così, dal cuore e dalla voglia di divertirsi. C'era una signora che ha chiesto una canzone, però non abbiamo il testo per il maestro, Piran che guarda il mar, che tra l'altro una canzone che aveva fatto un tuo amico, se non sbaglio, no? Che la troviamo nel CD. No? Piran che guarda il mar e la troviamo nel CD che c'è alla Lovat, c'è una libreria in Viale 20 Settembre che l'entrata è in un supermercato, l'entrata, e al quarto piano c'è una libreria dove io ho un espositore con tutti i CD di canzoni triestine. Lì potete trovare Buongiorno Triestini, potete trovare Le Galline, potete trovare tutto quello che volete. Il primo CD è rosso perché ricorda... No, il primo CD è giallo perché ricorda la birra. Birra, mi non bevo più birra, eccetera, no? Dopo c'è quello rosso che ricorda il vino, dopo c'è quello azzurro che ricorda il mare, Trieste, Piena del Mar, che abbiamo visto la sigla, eccetera. E insomma uno può fare un bel regalo perché un CD è sempre una cosa che si può ascoltare volentieri. Basta, se volete li trovate lì CD. Cosa dicevi di canzoni? No, niente, parlavamo di Piran che guarda il mar, no? Che era stata scritta da un tuo amico, no? Che briga solo un cuore, l'angelo lacrima ancora e non lo suga mai la bora, Piran che guarda il mar. Vabbè, c'è tutto il tema, diciamo, collegato all'esodo. Come comincia? Comincia con in questa vita sei dei momenti che non te puoi fare altro che stringere i denti. Perché non mi ricordo neanche me, devo dire la verità, non la cantiamo da parecchio tempo. In questa vita dei momenti che non te puoi fare altro che stringere i denti. E quanta strada che ho fatto a piedi per ripararmi dalle bugie. Non me la ricordo. Insomma, vabbè, magari ci prepariamo per un'altra volta. La prossima volta te la canteremo. Ancora un attimo di pausa, poi ci ritroviamo qui, andiamo fino alla fine, fino alle 10 assieme al maestro.
Eccoci qua ancora in diretta con il maestro, ripassavamo Piran, magari la prossima volta la facciamo, perché è vero, un po' di tempo che non la facciamo, è una bella melodia, ma abbiamo altri in serbo, no? Beh, Giusto? sì, restiamo sulla triestinità. Ma non dobbiamo mettere un video? Sì, dopo mettiamo anche un video, sì, come allora, Valzer di notte. Magari col monopattino, magari col monopattino, magari col monopattino, e in America voglio andare. Magari a cavallo un baccolo, magari a cavallo un baccolo, magari a cavallo un baccolo, in America voglio andare. America, 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 in America voglio andare. Mi se colpa del mio male, le notolate, le notolate, chi se colpa del mio male, le notolate de carneval. Finanziere, finanziere, cosa devo dichiarare? Quanta trappa posso bere, quanta carne posso portare, cosa solo mezzo chilo, mi dispiace che peccato, qualche volta passo lisa e me passa anche per gatto. La mula de Parenzo che ha messo su bottega, de tutto la vendeva, de tutto la vendeva. La mula de Parenzo che ha messo su bottega, de tutto la vendeva. Ora che baccala, perché non m'ami più, e tutti mi chiamano bionda, ma bionda io non sono. Porto i capelli neri, porto i capelli neri, tutti mi chiamano bionda, ma bionda io non sono. Porto i capelli neri, sinceri nell'amore, perché non m'ami più. E se il mare fossi de Toccio e i monti de Polenta, oh mamma che tocciate, oh mamma che tocciate. Se il mare fossi de Toccio e i monti de Polenta, oh mamma che tocciate, polenta e baccalà, perché non m'ami più. Che dormi su più bene, perché non m'ami più. E vieni piccoli con le Lugani che Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità. Mi piace i piccoli con le Lugani che Marietta dammele per carità, Marietta dammele per carità, per carità. Zum, 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 zum. Ale, allora andiamo a sentire Valzer di notte, dai, che è pronto lì con il nostro mitico Guido in regia che ci accompagna sempre nelle nostre scorribande musicali del sabato mattina. Venne la pioggia e lei mi baciò, sotto l'ombrello nessuno parlò, non c'era proprio niente da dire e nel silenzio si parla col cuore e tutto va, e tutto va. Porte lucenti di un gran varietà,
stelle filanti, festini e galà, e si ripetono dolci canzoni, e si ripetono dolci emozioni, e tutto va, e tutto va, e tutto va, e tutto va, maschere, danze, piaceri, valzer di notte, valzer d'amore, brillano dentro ai bicchieri, le donne bianche lungo la Senna cantano storie d'amore, un uomo solo ascolta triste, vinto nel proprio dolore. Venne la pioggia e lei se ne andò, alla sua porta nessuno bussò, non c'era niente, più niente da dire, e col silenzio finisce l'amore, e tutto va, e tutto va. Ombre impazzite davanti al metro, sogni e caffè dentro al caldo bistrò, e si ripetono dolci canzoni, e si ripetono dolci emozioni, e tutto va, e tutto va, e tutto va, e tutto va, maschere, danze, piaceri, valzer di notte, valzer d'amore, brillano dentro ai bicchieri, le donne bianche lungo la Senna cantano storie d'amore, un uomo solo ascolta triste, vinto nel proprio dolore. Va, maschere, danze, piaceri, valzer di notte, valzer d'amore, brillano dentro ai bicchieri, e tutto va, e tutto va, maschere, danze, piaceri, valzer di notte, valzer d'amore, brillano dentro ai bicchieri. Bene, il valzer di notte, la spiaggia, la baia di Sistiana, insomma anche uno scenario un po' malinconico, no? Con la pioggia, ma una parte della nostra provincia bellissima anche quella, maestro. Ti ricordi di quel video? Bello, è stato fatto da un bravo tecnico, ma noi abbiamo anche qua Guido, dobbiamo nominare Guido perché Guido ci fa fare successo con i miei primi piani della chitarra, con i primi piani della voce, e quindi la tecnica è molto importante. Come tu sei importante, abbiamo il trio, cos'era il trio Lescano? Sì, il trio Lescano. C'è un amico, un'amica da casa, buongiorno, pronto? Ah, buongiorno. Prego signora. Mi volevo dire maestro, Iarimo tanti anni fa a Merano un gruppo che lui ha fatto l'ultimo dell'anno con Michele. Non sento. Dove eravate? Scusate signora, non la sento. Dove eravate? Merano. Era l'ultimo dell'anno. Iarimo un gruppo e il maestro doveva cantare una canzone in tedesco. Perché ha cantato tutta la notte con Michele, si faceva una canzone lui e una canzone Michele, bellissimo, ultimo dell'anno. Chissà se si ricorda ancora la canzone in tedesco.
La Era canzone. di Pluma. Ecco, la signora ricorda un ultimo dell'anno in cui c'eri anche tu a Merano, che hai fatto una bella serata di musica per un gruppo e poi hai finito cantando una canzone in tedesco. Credo che sia la nostra classica Zuhause, come si chiama? La canzone in tedesco? So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Brennen heißen Wüstensand. So schön, schön war die Zeit. So Felden, Heimatland. So schön, schön war die Zeit. Kein Glück, kein Scherz, kein Kuss, kein Scherz. Alles liegt so weit, so weit. Da wo die Blumen blühen, da wo die Täler grün, da war ich einmal zu Hause. Wo ich die Liebste fand, da in mein Heimatland, wie lang bin ich noch allein? So schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit. Mi ricordo questo, dopo non me la ricordo tutta, è una bella canzone, soprattutto per la melodia, che è una cosa strana per un tedesco cantare la melodia, perché loro sono abituati a un altro modo di pensare alla musica, come i russi per esempio. Tutti accordi minori, l'accordo minore è questo qua, però potevi maggiore, ecco, l'accordo minore fa un po' di tristezza, ma aggiunto con la melodia, ecco che diventa una cosa molto piacevole da ricordare, perché non è né triste né troppo allegro, è una via di mezzo. E queste sono le canzoni che durano di più. Vabbè, ho detto la mia, adesso cosa facciamo? Cosa c'è lì? No, vabbè. Il repertorio diciamo che ti eri preparato è finito, quindi bisogna andare a braccio. Dai, fermo Toio, dai. Toio? Toio. Aspetta che vediamo cosa che fa Toio. Aspetta, un attimo. Che vediamo cosa che fa Toio. Dove sei? Sei Toio. Adesso Toio. Toio sarà da qualche parte. Eccolo qua. Toio, la mamma gli diceva sposa Toio, che è uno che va bene, insomma, no? Perché fa un po' di tutto questo Toio, è un bravo ragazzo, è innamorato e allora, non lo so, è così la storia, fa così. Toio, mi diceva la mia mamma, sposa Toio che te ama, e così l'avevo ascoltata, ed è stata una gran figata. Toio lava, Toio stira, Toio cusi, Toio ridi, non mi fa mai musi. Toio canta, Toio suona, sai che sì come perdona, bocca ti, bocca mi, bocca il cam, am, sempre Toio che mi dà una mano. Mi diceva la mia mamma, sposa Toio che te ama, e così l'avevo ascoltata, e c'è stata una gran figata. Toio, la mattina mi prepara il tè, lui non beve quasi mai caffè. Toio bevi surrogato, Toio netta il culo al gatto, bocca ti, bocca mi, bocca il cam, ham, sempre Toio che mi dà una mano. Mi diceva la mia mamma, sposa Toio che te ama, e così l'avevo ascoltata, e c'è stata una gran figata, Toio.
fammi un salto c'ho il pan. Oh yeah. Sa che se te porti fuori al can. Sì. Toglio la vita il copì che te spusi dei freschini. Bocca a te, bocca a me, bocca al can. Sempre toglio che me dà una mano. Mi diceva la mia mamma, sposatoio che te ama. E così l'ho ascoltata, e se sta una gran figata. Sì, mi diceva la mia mamma, sposatoio che te ama. E così l'ho ascoltata, e se sta una gran figata. Toglio adesso in pizzi me una cicca. Toglio slongo ancora qualche flica. Toglio un bacio ti darei, solo rasi te quei pei. Bocca a te, bocca a me, bocca al can. Sempre toglio che me dà una mano. Mi diceva la mia mamma, sposatoio che te ama. E così l'ho ascoltata, e se sta una gran figata. Toglio il pranzo non si prepara. Sa che se te no, toglio il pranzo non si prepara. Come mai te resti là impara? Toglio frisi me dovi, toglio insomma te se muovi. Bocca a te, bocca a me, bocca al can. Sempre toglio che me dà una mano. Mi diceva la mia mamma, sposatoio che te ama. E così l'ho ascoltata, e se sta una gran figata. Toglio. Maestro, mandiamo ancora un video, dai, l'Homo Vespa prima del finale con il nostro amico Guido che ci accompagna in questa mattinata. Dall'estremo confine del mare e poi la nave appare. Da San Giacomo a Royan, e ciò figlio di un can, che sposeva le culate in Rio Mar. Guarda, la mula la cammina, dura, la che paura della puntura. Guarda, la mula la cammina, le sta, la che paura dell'uomo Vespa. E le mule a trovare un rimedio sopraffino. Trio de bulle segame son la mieri. Guarda, la mula la cammina, dura, la che paura della puntura. Guarda, la mula la cammina, le sta, la che paura dell'uomo Vespa, dell'uomo Vespa, dell'uomo Vespa, Vespa papà, Vespa papà, Vespa papà. Se la mamma ti domanda dove sei Bertolì, e dove sei Bertolì, e dove sei Bertolì, se la mamma ti domanda dove sei Bertolì.
quando la aveva l'occhio stroppato, zingo piombo, zingo piombo, zingo piombo, zingo piombo. E la seconda, oh mio Dio, dopo 2 mesi l'aspetta un figlio, zingo piombo, zingo piombo, zingo piombo. E la terza, che brutto segno, la che aveva la gamba di legno, zingo piombo, zingo piombo, zingo piombo. E la quarta, per l'occasione, che mancava un mesopolmon, zingo piombo, se la mamma la te domanda dove sei Bertolì, dove sei Bertolì, dove sei Bertolì, se la mamma la te domanda dove sei Bertolì, Bertolì senta in casi. Tell me why, have to go Bertolì, oh yeah, where is Bertolì, where is Bertolì, se la mamma la te domanda dove sei Bertolì, Bertolì senta in casi. Hey, hey. E vabbè, richiama anche prima quello del mondo, prima diciamo del Carso più dello Smizza, questo era il mondo dell'osteria, no? Della cantada tra una chiacchiera e l'altra, un bicchiere di vino. Certo, bello, la spontaneità soprattutto, come dicevo prima. Qui c'era il coro di Bertolin, non ha importanza quello che si dice, è importante che in quel momento non si pensa al lavoro, a tutti i problemi della vita e quindi il tuo cervello riposa. Io dico sempre, cantate di più, vabbè. Allora, siamo quasi nel finale. Siamo, sì, quasi, sì. Com'è quella canzone? Casa mia, te son tutta un'osteria, ogni stanza un Bertolin, se respira odor de vin. La nonna. Comincia con la nonna. La mia nonna mi diceva, ai muleti e il vin fa mal, non sta bever come i veci, te va via come un cocal. Ehi, cocal qua. Non sapevo che il cocal sia in giro anche qua. Sei in giro anche qua. Ah, sì. Ma de sotto la credenza la teneva un bel fiascon e ogni tanto la slucava senza perdere l'occasione. Casa mia, te son tutta un'osteria, ogni stanza un Bertolin, se respira odor de vin. Ehi, la 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 la. La 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 la. Yeah, bada bidi bidi bom. Mi son nato in una botte, vin e latte gocciuccia, go savu che per il battiso dentro il vin immegato c'ha, e siccome gli era santo anche il prete che bevu, in sta casa tutti bevi, anche il can se in can farà. Ehi, casa mia, te son tutta un'osteria, ogni stanza un Bertolin, se respiro odor de vin. Ehi, casa mia, te son tutta un'osteria, ogni stanza un Bertolin, se respiro odor de vin. Ehi, la 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 la. Con una voglia attorno al collo del merlot o del refosco e mio padre colse duro e mi dici che sei inchiostro. Non sapevo come mai mi son rosso dei capelli, seppe il marchio della casa mia di alcolisai. Casa mia, te son tutta un'osteria, ogni stanza un Bertolin, se respira odor de vin. Ehi, casa mia, te son tutta un'osteria, ogni stanza un Bertolin, se respira odor de vin. Ehi, casa mia, te son tutta un'osteria, ogni stanza un Bertolin,
se respiro odor de vin. Ehi, casa mia, che son tutta un'osteria, ogni stanza un vetolin, se respiro odor de vin. Olè. Allora, mi dice, attenzione, che qua il capo interviene, il vice direttore Avarino dice: mi raccomando, fate uscire il Cocal dallo studio, che poi... Un saluto a Ferdinando che ci segue, e il Cocal adesso ce ne occupiamo, insomma, vabbè. no? Chiediamo qualcosa anche da mangiare, perché giustamente Sì. devi fare colazione, no? Grazie al maestro, grazie a tutti i nostri amici a casa, restate con noi, ore 13 saremo con voi, poi il TG meridiano e quello della sera. Ciao!